Ciao a tutti, ciao amiche ed amici, bentornati nel mio canale. Volevo fare questa diretta un po' per rispondere alle domande che mi avete fatto l'altra sera con Antonio e Vincenzo e purtroppo non siamo riusciti a rispondere. Mi dispiace tanto, ma ha preso il sopravvento la gioia di stare insieme, di divertirci e di trascorrere una serata in allegria, di farvi trascorrere anche una serata in allegria, anche perché poi la pizza non è sta tragedia, insomma, la pizza è gioia, quindi noi cerchiamo di portare gioia attraverso la pizza, quindi ogni tanto ci può stare, non bisogna fare sempre i seri, giusto? Ciao Luca Bellanca, ciao Manuel. Sì, ragazzi, sono qua per le domande che non sono riuscito a fare l'altra volta, cioè le risposte che non sono riuscito a dare l'altra volta, ve le do adesso, quindi sono qua apposta, anzi facciamo una cosa, facciamo sessione di domande e risposte. Ecco qua, e lo mettiamo sotto qua. Non so se vi piace, scegliamo un bel colore, magari lo facciamo blu, ecco qua. Azzurro, dai. Ok, ciao Francesco, ciao Enrico. Allora, leggiamo subito le domande. Dosi di olio e zucchero per impasto a mano e quando vanno messe? Allora, per quanto riguarda le dosi di olio e zucchero, io generalmente mi attengo a questo tipo di rapporto. Faccio sempre 14 grammi di olio e di zucchero per litro d'acqua. È un qualcosa che non so se, insomma, è una regola, però è una roba che comunque mi ha dato sempre degli ottimi risultati. Quindi vi consiglio di avere questo come tipo di punto di riferimento: 14 grammi per litro di acqua. Quando vanno messi? Vanno sciolti all'inizio, perché chiaramente è più semplice, quindi voi mettete l'acqua, sciogliete lo zucchero, magari aggiungete l'olio, se vi fa comodo metterlo all'inizio, anche se ci sono alcuni, ma forse anche giustamente, che dicono: guarda, se metti l'olio all'inizio crei una barriera, quindi conviene metterlo successivamente. Quindi seguiamo questi consigli, che mi sembra giusto: acqua, zucchero, lievito, poi cominciate a sciogliere la farina, poi ad un certo punto mettete il sale, come vedete di solito nei miei video, e poi quando aggiungete altra farina, prima di finire di aggiungere tutta la farina, magari aggiungete l'olio, come fareste magari con una pizza in teglia. Allora, poi vi leggo ancora, vi saluto prima di tutto. Ciao Francesco, ciao Manuele ISTM. Ieri ho fatto un impasto 120% di rotazione con pizza cotta a legna, porca miseria. Si è alzato e se n'è andato, 120%. Ciao Gigi, vorrei sapere come posso fare un impasto con 48 ore di lievitazione. Si può dare qualche dritta? Guarda, essenzialmente è una questione di farine da utilizzare, quindi utilizzare una farina molto forte, una farina che possa reggere le 48 ore, ma magari farei, che ne so, le prime 30 ore in frigo e le restanti le farei invece a temperatura ambiente, forse è la cosa migliore. Anziché fare 48 ore a temperatura ambiente, perché poi diventa un po' difficilotto da gestire, non impossibile, però poi devi basarti sulle farine, che devono essere poi farine abbastanza, oltre che forti, di sostanza. Ciao Federica, ciao. Ma che devi imparare? Io sono un modesto artigiano, vi do dei consigli basati sull'esperienza, studio anche l'osservazione, però vi posso dare così, uno spunto di riflessione. Poi siete voi che fate gli esperimenti, mi mandate le fotografie su Instagram, le condividete, ve le ripubblico, posso essere soltanto contento. Anzi, oggi c'è una persona che mi ha contattato, non so se sia online adesso, Susi, che mi ha mandato le fotografie, tutto il percorso che ha fatto da quando non sapeva fare le pizze, ha cominciato con le pizze in padella col grill, poi dopo ha deciso di passare a livello superiore, ha comprato un'unicoda, quindi ha imparato a fare le pizze con l'unicoda, piano, adesso fa delle pizze che sono meravigliose, sembrano pizze di una pizzeria. Quindi un applauso a Susi e un applauso a tutti quelli che con passione
fanno esperimenti, insomma, cercano di imparare cose nuove, fanno errori, imparano, insomma, e cercano di andare oltre. Luca, ti vuoi forzare la farina sempre per impasto a mano? Luca, dipende da che cosa hai intenzione di fare. Vuoi fare non so se ti ho risposto già prima, non credo, no. Dipende dal tipo di maturazione, vuoi fare una 24 ore, 12 ore, una 36, 48, dipende da questo, perché le farine più forti sono, più ti reggono maturazioni più lunghe, perché chiaramente la maglia glutinica tiene di più. C'è un forno elettrico sulle 150 € che posso usare per la napoletana. Il Ferrari non l'ho mai usato. Francesco, 150 € non credo, è davvero poco. Però puoi provare col Ferrarino, quello lì a campana, però quello va modificato per avere dei risultati interessanti. Ovviamente se lo usi non modificato è come fare la pizza nel forno elettrico, magari con il grill, forse leggermente peggio. Va sicuramente modificato e ci sono un sacco di tutorial in giro, però è una cosa che io non consiglio perché comunque invalidi la garanzia. E poi altra cosa importante sul tema sicurezza, ecco, fare un po' di attenzione perché comunque si tratta di un prodotto che funziona con l'elettricità, quindi surriscaldarlo, andare oltre le temperature per le quali è progettato può essere un problema. Io ho sciolto il mio, ve lo dico perché ho sciolto in pratica il piedino sul quale poggiava il fornetto Ferrari e l'ho trovato un giorno che pendeva, quindi insomma un po' esagerato. Per quanto tempo lasci a lavorare questo Giuseppe? La tua Kenwood per un impasto al 70% di idratazione a che velocità? Guarda, capiti proprio a fagiolo perché ieri ho fatto un impasto al 75% per questa pizza che se la vedete è una pizza che ho fatto a pranzo, quindi la vedete un pochettino un po' pizza zombie. In realtà secondo me ho commesso degli errori dal punto di vista della temperatura dell'acqua, che forse deve essere più bassa. In più ho usato una Polselli, secondo me non proprio adatta, perché come assorbimento dell'acqua non mi ha dato, non era un granché. Però magari ho sbagliato io, non ve lo so dire di preciso. Comunque fatto sta che ho usato, perché preferisco usare l'impastatrice a velocità non tanto alte, perché comunque nel manuale di istruzioni è chiaro, ti dice che puoi utilizzarla per impasti massimo alla velocità 2, e quando comunque l'impasto non è un impasto grande. Quindi io temo di sforzarla. Ho visto che c'è chi magari mette a velocità altissime, però è rischioso e sinceramente non voglio rischiare un'impastatrice da 500 €. Piuttosto preferisco finirmi l'impasto a mano, quindi eh, rimango sempre tra minimo e 1, non vado mai oltre. Quindi sicuramente velocità più alte sarebbero maggiormente consigliabili, però io preferisco non rischiare la Kenwood. Valerio Spiriticchio. Bella Gigio, quella è la migliore farina che hai mai usato? Mm, la migliore farina mai usato? Mm, sai che non ho una preferenza. Sai perché? Perché devo dire la verità, non ho provato farine di molini particolari, mm, sempre farine commerciali da supermercato. Quindi sai che non so rispondere a questa domanda, è incredibile. Eh, Magari mi piace la 5 stagioni, va, lì ho una preferenza particolare, però non c'è una farina che mi faccia dire wow, quella è la mia farina definitiva, non l'ho ancora trovata. Allora, una dose di fermento in generale per il lievito, sulla farina o sull'acqua? Bella storia. Una dose di riferimento, ragazzi, è relativo perché in ogni caso va considerata sempre la temperatura della stanza in cui andate ad impastare e il tempo che volete dedicare, quindi è tutto molto relativo. Non è possibile avere
Dice, beh, questo è è il calcolo da fare. Il calcolo è complesso perché c'è pure la temperatura da considerare, che è chiaro che se vai a mettere più lievito, per esempio se vedete anche i miei video, no? Io sono partito anni fa che magari aggiungevo quintali di lievito e adesso anzi ne metto davvero poco, tant'è vero che in fase di lievitazione a volte non si alzano tantissimo i panetti, però poi in cottura danno soddisfazione. Sto cercando di ridurre sempre di più, sto cercando di limare per trovare poi la quantità giusta. E come vabbè, per chi mi segue, lo sapete che io utilizzo essenzialmente lievito madre, quindi evito proprio il lievito di birra, non perché abbia un'avversione, ma perché è difficile da trovare il lievito fresco di birra, c'è solo quello secco e appunto il problema è pesarlo. Ma attenzione che forse tra domani e dopodomani esce un mio tutorial che vi spiega proprio in maniera definitiva come pesare il lievito secco, comunque quantità minuscole, proprio le caccolette di lievito, senza avere una bilancia che pesi i decimali. Quindi ragazzi è proprio il video definitivo. Vado avanti che ci sono un sacco di domande. Come posso evitare che il cornicione mi venga croccante usando il metodo combo? Hai provato a lasciare un pentolino d'acqua nel forno? Scusa, non ho fatto il tuo nome. Adriano Cavallaro. Hai provato con un pentolino d'acqua? Hai provato ad utilizzare invece il coperchio nella fase iniziale della cottura, quando la padella è sul fuoco? Queste sono due cose che ti aiutano a tenere il cornicione morbido. Enrico Di Tullio, volevo indicare a tutti l'esistenza di un fornetto molto ingegnoso. Il Lillo, sì, è vero, ma che me lo dici? È vero, l'ho visto, però appunto arriva a 350 gradi, almeno stando alla scheda tecnica, perché era molto interessante come invenzione. Insomma, è una sorta di metodo combo, però fatto prodotto. È carino. Le ho viste le pizze fatte proprio dal signore che lo ha inventato questo forno. Sono delle pizze croccanti perché comunque sono pizze che necessitano forse qualche minuto in più. Non credo che sia un forno perfetto o comunque adeguato per fare una simil napoletana. Ricordiamo che per la napoletana c'è bisogno di temperature molto alte, tra i 450 e i 500 gradi. Questo è di fondamentale importanza. Tutto il resto sono delle imitazioni, possono essere delle ottime imitazioni, possono essere delle imitazioni meno buone, però alla fine ragazzi quello che conta è mangiare una pizza che ci possa piacere, che possa davvero darci soddisfazione, che possa dare un sorriso, soprattutto in questo periodo in cui magari è più complicato farsi portare una pizza, sicuramente non si può uscire per andare in pizzeria. Allora a quel punto, se la si può fare in casa e viene bene come vi piace, fatela in casa, ragazzi, fatela in casa. Roberto, ciao Roberto, complimenti. Come mai con le 24 ore di lievitazione fuori dal frigo anche farine forti in impasto risulta informe, appiccicoso e con l'effetto alveare quando lo faccio uscire dal contenitore? Appiccicoso. Il fatto che l'impasto sia appiccicoso può dipendere da diversi fattori. Per esempio, dipende da quanto tempo prima hai fatto lo staglio e quanto tempo prima magari hai fatto i panetti. Ecco qua, è arrivato il fotobombing della serata. Che cosa mi rappresenta questo, scusami? Il bastone dei pennarelli. Il bastone dei pennarelli, non so. È fatto di pennarelli, guarda. Scusami, sto facendo la diretta. È rosso, arancione, giallo, sto cercando di fare una cosa seria, rosa. Che l'altro giorno abbiamo osteggiato in allegria, arrivi tu e non è possibile. Sì che è possibile. Non è possibile. No, non è possibile. Vedete che devi andare a dormire, vedete che qualcuno ti sta chiamando. Scusate per l'interruzione, mi sono perso. Ecco qua, quindi può dipendere sostanzialmente anche da come stringi i panetti quando li fai, oppure quanto tempo prima li hai fatti, perché se li hai fatti magari 24 ore prima, questo succede, si allargano e si spiattellano e diventano più molli. Se invece chiaramente rifai i panetti 6 ore prima, 7 ore prima, il panetto rimane più consistente. Poi questo tipo di
problema, che non è necessariamente un problema, perché tutto sta anche a come prendi il panetto, se utilizzi una spatola, se infarini la spatola, ci sono delle tecniche per cercare di prendere il panetto senza fare danni, ma dipende anche dall'idratazione. Magari, non so, il tuo impasto è molto idratato, quindi questo è normale. L'impasto meno sarà idratato e chiaramente migliore sarà la resa dell'impasto dal punto di vista del tattile, ecco. Però sull'alveolatura non capisco quale sia il problema. Magari se riesci a spiegarmelo dopo, giù, io ti rispondo. Adesso vado avanti con le domande. Gennaro Canfora. Grazie a te Francesco. Cioè, puoi dire se il bimbi è buono per impastare? Aspetta, faccio la faccia triste del bimbi. Mi dispiace. No, c'è un motivo. Ecco, ho fatto questa cosa, questo siparietto ridicolo, perché fondamentalmente il bimbi ha queste lame e quindi non ha delle vere e proprie pale per impastare, e le lame tendono a tagliare l'impasto, e tagliando l'impasto taglia la maglia glutinica, e quindi insomma tanta fatica per crearla per poi distruggerla. Va bene se fai una pizza di quelle da 2 ore, 3 ore, 4 ore di lievitazione, dove conta alla fine la quantità di lievito per mangiartela subito, se è quella la tipologia di pizza che vuoi fare e che vuoi mangiare. Se vuoi fare invece un altro tipo di pizza, una pizza lunga maturazione, allora magari il bimbi non è una buona scelta. Ti consiglio vivamente di provare a mano, magari utilizzando la spatola, se non vuoi sporcarti le mani, e ci sono dei metodi proprio per impastare molto velocemente. Trovi un sacco di video nel mio canale. Allora, Susi, ciao Susi, ti ho appena nominato, ti ho nominato prima all'inizio del video, Susi Amodio. Antonio, Gigi, perché a volte i miei panetti in fase risultano molto rilassati? Ve l'ho detto prima, sostanzialmente dipende da quando fate il panetto e da quanto lo stringete, perché più lo stringete e più, diciamo, più pieghe fate, e chiaramente più forte diventa, quindi si rilassa molto dopo. È lo stesso motivo per cui, per darvi un esempio proprio semplicissimo, vi è mai capitato, per esempio in fase di stesura, di rompere un panetto? Ok? Rompete il panetto, rompete la pizza, vi arrabbiate, prendete la pizza e dite faccio il panetto e la provo a stendere di nuovo. Se fate il panetto in quel momento e poi cercate di stenderla, è impossibile, perché sarà nervosissimo e non sarete in grado di stenderlo, forse col mattarello, ma tornerà indietro. Questo è il motivo per cui, chiaramente, se fate questo lavoro 5 ore prima, 6 ore prima, ci sarà un bilanciamento tra lo stress dell'impatto, più che stress direi, diciamo, il modo in cui potete estenderlo senza il vostro stress sostanzialmente, e preservando la maglia glutinica. Ecco, mi stavo impappinando, anche l'ora qua. Allora, ciao Gigio, cosa può essere successo se durante la stesura si buca il panetto? Fabio Lock 80, può essere successo che purtroppo o sei andato oltre le ore di lievitazione che ti eri prefissato, o hai messo più lievito del dovuto, e questo ha causato una rottura, un indebolimento della maglia glutinica, e quindi quando vai a stendere si strappa. Oppure magari la farina che hai utilizzato non è una farina adeguata per quelle ore di maturazione che hai deciso di dare. Ok, allora, Gigio, da quando ti seguo la pizza mi esce benissimo. Grazie. Sembra un gioco di parole, ma ti ringrazio per le tue parole. Rosa, grande Gigio, grazie Rosa. Antonio, nella stessa ricetta ho riscontrato dei problemi. Mi sa che poi è scritto sotto. Mario De Maio, ciao Gigio, il lievito madre che hai è acido. Ho provato il tuo metodo e vai in campo acido. Cioè, ti viene male? Midori, quale fornetto per pizza ci puoi indirizzare? Ragazzi, dipende dal budget, quanto volete spendere, perché ci sono alla fine quelli sui fornetti. C'è il Ferrari che è il più economico, segnalano lì Lillo,
che costa 140, e poi salite su, c'è l'F1, il P134 che costa sui 450 euro. Poi come forno da esterni c'è l'Etna che costa 450 euro. Poi a salire, prima dell'Etna c'è l'Unicoda che costa 250-260 se si trova ancora. Poi c'è l'Etna, poi c'è il Rockbox che costa intorno ai 650 euro, e a salire su poi c'è l'Ardore che costa 900, e poi a salire ancora su ci sono tutti i vari forni di pizza party tipo il Bollore che costano intorno ai 1000 più o meno, quello è il range, poco più di 1000. A salire su poi ci sono gli Alfa Pizza, e poi voglio dire non c'è limite, poi dipende da voi. Si può usare il lievito madre disidratato se si per quante 24 ore in frigo. Guarda, puoi utilizzare come punto di riferimento la mia ricetta, quella del metodo combo, l'ultima che ho pubblicato il mese scorso. Lì in pratica è per una lievitazione da 18 ore in frigo e il resto fuori dal frigo, perché a meno che tu non voglia fare 24 di frigo più 5 fuori. In realtà va aumentato leggermente la quantità di lievito, però lì puoi trovare un buon punto di riferimento. E poi ragazzi, in ogni caso ci sono, per far prima sicuramente ci sono dei calcolatori che vi aiutano, poi chiaramente vanno sistemati, vanno tarati in base alle vostre esigenze. Si può usare il lievito madre? Sì, ho risposto. Lillo costa poco e consuma solo 1000 watt. Sotto si scalda sul gas e sul fornello medio. Cottura della pizza in 3 minuti, eccezionale. Grande Enrico, grazie per la tua testimonianza. Grande Susi, ha comprato la Caputo Pizzeria. So perché poi le cuffie che tanto non si sente niente, insomma. La formazione della maglia non è soddisfacente, la pasta durante la stesura si ritira stringendosi. Quali potrebbero essere i miei errori? Antonio, dovrei vedere le fotografie. Guarda, se mi contatti su Instagram oppure su Facebook, con calma ti rispondo, non perché non voglia risponderti, ma perché ho centinaia di messaggi in arretrato dalle ultime settimane. Mi scuso, davvero mi scuso ragazzi, col cuore, perché non sono riuscito a starci dietro, perché mi è esploso il canale YouTube tutti insieme, e quindi centinaia di persone mi hanno contattato, mi stanno contattando, e lentamente sto rispondendo a tutti, perché in realtà rispondere con costanza a tutti significa che devo smettere di stare con la mia famiglia, smettere di fare le mie cose, di lavorare, insomma, per rispondere, e non è possibile. Però piano piano rispondo a tutti, quindi se mi mandi le fotografie oppure mi tagghi su Instagram, le vedo subito, immediatamente le pubblichi, le tagghi e io le vedo. Rispondere ai messaggi ci metto di più. Che significa modificare un fornetto Midori? Modificare un fornetto, in pratica esistono modi per hackerare i fornetti. Si può hackerare il forno di casa, come ha fatto Antonio Malati di Pizza, che ha smontato il sondino. Si può hackerare un fornetto Ferrari, e si può in pratica montare un deflettore, che è una sorta di protezione per il centro della pizza. Si può aggiungere una serpentina in più per aumentare il calore sopra e toglierlo sotto. Si può mettere il motore per far girare il piatto. Ci sono tantissime modifiche, però in pratica il forno perde quella sua configurazione iniziale e diventa qualcos'altro, e soprattutto va fatta da mani esperte. Allora, Francesco Scalea, ciao Gigio, saluti da Parma. Saluti, ti ho inviato un messaggio privato su Instagram, complimenti per i tuoi video. Francesco, l'ho appena detto, mi dispiace se non riesco a rispondervi, piano piano lo farò con tutti quanti, dovete soltanto avere un po' di pazienza. Questa cosa negli ultimi 2 mesi mi è proprio esplosa, e prima riuscivo a rispondere a tutti quanti, adesso davvero mi riesce tanto difficile, anche perché poi mi fate domande, vi devo rispondere, quindi ci metto un po' ad elaborare le cose e a rispondere a tutti. Antonio, perché i miei panetti qualche volta risultano in fase d'appretto molto rilassati, uso farina Caputo, cuoco, e appunto dipende in fase d'appretto, dipende da quanto tempo poi li lasci, dopo l'appretto, intendi dire, quanto tempo ti dura dall'appretto fino alla cottura, quanto tempo passa.
Ilaria, come faccio a fare il cornicione morbido? Anche con i tuoi impasti viene duro. Ho un forno di casa normale e uso metodo combo. Come dicevo precedentemente, col metodo combo conviene utilizzare il coperchio in fase di cottura sul grill per creare una sorta di camera, infatti vedete tutto il vapore. Questo crea una sorta di effetto serra, quindi non fa fuoriuscire il vapore dalla padella e rimane lì, circola. Infatti s'appanna, se utilizzate, che ne so, un coperchio di vetro, s'appanna. Quindi questo chiaramente non fa evaporare l'acqua, quindi non fa croccantizzare il cornicione, comunque, che poi non si croccantizza nemmeno lì, si croccantizza in teoria nel forno. Però chiaramente se c'è una quantità inferiore di vapore, di umidità nell'impasto, si croccantizza prima. Quindi se utilizzate un coperchio è meglio, e se poi in fase di cottura nel forno utilizzate un pentolino, non dovete necessariamente versarlo. Alcune persone temono questa fase, va benissimo, ma lasciate almeno un pentolino d'acqua calda nel forno, nella parte bassa, se non volete versarlo. Però se lo dovete versare, insomma, non prendete, insomma, non dovrebbe succedere niente di che, a meno che non abbiate dei buchi. Allora a quel punto l'acqua può anche cadere e finire su, non so ragazzi, non lo so. Vi leggo allora. Come faccio? Ok, letto. Valeria Russo. Ciao Gigio, grazie davvero per le tue ricette e i tuoi consigli. Volevo chiederti un'informazione riguardo alla stagliatura dei panetti nel caso in cui volessi fare una lievitazione più lunga di 24 ore. Posso anche mostrare... Ah, è una figata, ragazzi, guardate che bello. Posso mostrare i vostri commenti. Wow! Allora, la stagliatura. Vorresti fare una lievitazione più lunga dei 24 e i panetti stagliali, insomma, la stagliatura falla sempre un 6-7 ore prima. Ragazzi, il motivo per cui io faccio questa stagliatura da subito è perché mi rompo le scatole di alzarmi alle 7, di svegliarmi alle 7 del mattino di domenica. Cioè, uno lavora tutta una settimana e poi che fai? Ti svegli alle 7 per fare i panetti? Ma non esiste proprio, quindi li lascio la sera prima. Magari li faccio alle 1 di notte, alle 2 di notte. Per esempio, oggi che ho fatto 75% e vi mostro di nuovo, qui non so se vedete, la pizza, chiaramente si sono rilassati, quindi poi stamattina intorno alle 9 li ho rifatti i panetti. Però essendo una pizza molto idratata, in fase di stesura, nonostante abbia mangiato intorno alle 2, si stendevano una bellezza. Quindi insomma dovete trovare questo tipo di equilibrio. Andiamo avanti. Che bello ragazzi, posso mostrare i commenti. Opla! Spiega come modificare un fornetto, e ci sono tantissimi tutorial in giro. Sono la persona meno indicata. Io l'ho fatto, però ho fatto proprio la modifica minima, quindi ho messo il deflettore, ho messo un foglio d'alluminio dietro la serpentina lì del grill, e poi che ho fatto più? Ho starato la temperatura, quindi ho fatto sì che il termostato non si spegnesse mai, per tenere sempre la temperatura alta. Ho fatto queste 3 cose, però ci sono anche modifiche molto più spinte. Guarda, se vai sul sito della Confraternita della Pizza, lì trovi tutto, cioè lì quella è la Bibbia dei pizzati casalinghi. Vediamo. L'impasto a mano che hai fatto, che ha spopolato, può avere una lievitazione di 48 ore? Se sì, quanto in frigo e quanto a temperatura ambiente? Guarda, in realtà sì, puoi farlo. Magari anziché farlo 18 ore, puoi farlo in frigo, puoi tenerlo per il doppio del tempo. Oppure, che ne so, 48 ore e lo tieni 42 ore, 41 ore. Però chiaramente devi mettere più lievito, assolutamente più lievito. Probabilmente 1,5 volte il lievito che ho suggerito per quel tipo di lievitazione da 18 ore. Allora, poi qua abbiamo secondo te è buono impastare col bimbi? Faccio di nuovo la faccia. Allora, altra domanda, secondo te è buono impastare... scusate, Alice, ti posso chiedere una cortesia? Ti devo salutare, ciao. Ciao, potresti portare prima un bicchiere d'acqua? Ah, hai sete? Sì, anche una bottigliona d'acqua, per favore. Ok, certo. Grazie mille. Dicevo, allora, altra domanda, secondo te è buono impastare col bimbi?
No, purtroppo no, ragazzi. Il bimbi è bellissimo, è un'impastatrice che fa tante cose, però impastare questi tipi di impasti no, perché taglia l'impasto e purtroppo lo rovina. Per le lievitazioni breve, perfetto. Per queste qua lunghe, no. Domanda sullo staglio. È corretto aggiungere dei pezzettini di impasto per raggiungere il peso voluto? Sì, non so, hai letto qualcosa al riguardo? Io lo faccio anche perché non essendo un pizzaiolo professionale, grazie Alice, grazie. Questa? O voleva poi Mamma mia, guarda qua, grazie, guardate qua, mi ha portato proprio il 5 litri. 5 litri alla grande, grazie Alice, stavo Attento. attento, sì, devo fare attenzione, mica te la riprendi questa, no? La cosa? No, se Ah. tu la vuoi. Lasciami. Ok, che bellezza. Che bellezza, Ciao. ma finiamola sempre con questa mania di protagonismo. Mm. Allora, Ciao. ciao, buonanotte. A te. Buonanotte. Allora, sì, è corretto, ragazzi, non siamo professionisti, quindi a occhio ci possiamo avvicinare, ma possiamo non avvicinarci, possiamo essere ben lontani dal peso desiderato. Quindi prendete pezzettini dalla massa e lo fate, insomma, non è un problema, non viene nessun guru della pizza a tranciarvi le mani, a dirvi che siete cattivi e siete poco professionali. Una domanda: ho la farina Caputo Pizzeria, posso utilizzare il lievito chimico? Se sì, quanti grammi su un chilo di farina? Cosa intendi per lievito chimico? Me lo scrivi giù per favore, proprio mi parli di marche, perché che cosa contiene il lievito chimico? Cosa c'è dentro questo lievito? Susi. Ciao Susi, hai usato la biga? No. No ragazzi, cioè, a memoria d'uomo no, però è una cosa che voglio fare e c'è un motivo per cui non l'ho usata, perché la trovo particolarmente scomoda dal punto di vista proprio della lavorazione, perché comunque dovete cominciare tanto tempo prima. È vero che con la biga potete arrivare a fare anche una pizza in 3 ore, però c'è tutta la preparazione precedente, quindi questa cosa mi ha sempre scoraggiato, però è un qualcosa che voglio fare anche soltanto per documentarla e mostrarvela, sia che riesca bene, sia che riesca male, vi faccio vedere tutto, non è che censuro. Ciao Andrea, Concari o Concari, ciao Massi, piacere. Domanda di Saverio Coletta. Ciao, una farina debole può reggere un'alta idratazione? Un saluto, sempre allora ragazzi, sicuramente la debolezza è sicuramente, insomma, può essere un fattore, ok? Però in realtà ciò che va visto è quella percentuale di assorbimento dei liquidi, insomma. Trovate questa percentuale dietro sotto la tabella nutrizionale. Quello è un qualcosa a cui dovete fare molta attenzione. Per esempio oggi ho visto Antonio Malati di Pizza nella sua diretta fare un impasto al 75% con una farina di vella, farina debole, ed è venuta bene, perché in realtà se voi lavorate bene, magari la lavorate a mano e fate tante pieghe, insomma lasciate riposare l'impasto, pieghe su pieghe, alla fine e partite magari con l'acqua fredda, alla fine riuscite a gestirla. Infatti una volta in estate avevo trovato una farina proprio commerciale terribile e stavo in un posto che era molto caldo, era venuta davvero una schifezza immonda, e poi ho raffreddato l'impasto e sono riuscito a riprendere nonostante l'alta idratazione, quindi insomma si può fare. Tutto questo discorso per dire sì, si può fare. Farina macinata con mulino domestico richiede più acqua. Anche qui dipende dalla percentuale di assorbimento dell'acqua.
dipende anche da come è macinata, dipende se c'è più crusca visibile, se non c'è, e chiaramente lì il discorso è diverso, perché più c'è crusca e più insomma fa da collante e quindi meno assorbe. Dipende ragazzi, dipende. Prova la Petra in fronte. Mai provato la linea professionale Garofalo? No ragazzi, non l'ho mai provata. Ho provato solo le farine, quelle quando uscirono, la verde, la rossa e un'altra, però magari anche colpa della mia inesperienza all'epoca, però non mi sono trovato molto bene, della verità. Farina di semola per bagnare e stendere il panetto, che tipo di marca? Luigi Stabile. Ragazzi, quando ce l'ho a disposizione la semola, la utilizzo per fare il bagnetto ai panetti e per stenderlo, anche perché diciamo non rimane attaccata al panetto, va via, anche in fase di cottura rimane nel forno, e poi comunque dona quel sapore un po' rustico al fondo della pizza che è piacevole, e poi sicuramente è superiore dal punto di vista proprio di come reagisce con l'impasto quando va a stendere, insomma scivola sopra, lo trovo migliore. Però quando non ce l'ho, anche perché qua in Irlanda non è che trovi sta semola così, e quando la trovo costa un sacco di soldi, quella prodotta qui, e non vale la pena spendere tutti questi soldi soltanto per stendere la pizza, quindi uso poi una farina normale, faccio attenzione. Tanto se se ne usa poca non c'è il rischio che rimanga amara, questa è la cosa. Enrico, sì, ragazzi, sono d'accordo, insomma, se questo forno, il Lillo, è in grado di assicurare quel tipo di prestazioni che cercate, perché no? Insomma, perché invalidare una garanzia se poi c'è un forno che già vi permette questa cosa qua? Vado giù, ragazzi, siete in tantissimi. 118. Allora, fermi tutti, è passata mezz'ora abbondante. Come siamo messi con i like? Io qua non riesco a vederli da questa nuova applicazione che sto utilizzando. Non vedo i like, quindi mettete un po' di like. Non so se l'avete già messi, se non l'avete messi sapete cosa fare. Non vi chiedo niente, vi chiedo mai niente, ma un like. Poi, oddio, se volete fare una super chat, ovviamente io alzo le mani, insomma, se siete così contenti che volete contribuire, io non dico niente, ho visto che mo tutti quanti lo chiedono, mi butto e chiedo pure io, insomma, per far crescere il canale. Ciao Gigio, senti, se faccio una tua ricetta col 65% di idratazione, posso farlo con una farina a 12 proteine? Intendi sempre 24 ore? Sì, puoi farlo, ve la faccio vedere di nuovo. Questa qui di oggi non solo il 75%, ma l'ho fatta con questa Polselli da 12 grammi di proteine. Scusatemi, perché ho usato l'autolisi come processo iniziale. Quindi con l'autolisi voi rendete, non è come rendere la farina più forte, ma in sostanza si fa in modo tale che la farina reagisca meglio e che la maglia glutinica diciamo si rafforzi. Vi consiglio in tal senso, ci sono un po' di video del maestro Giannino, sempre sia lodato il maestro Giannino, che fa delle spiegazioni fantastiche proprio sull'autolisi e spiega per filo e per segno. Seguito, non ha bisogno del mio endorsement, voglio dire, cioè, lui è un maestro. Però insomma, se volete approfondire la cosa, lui è proprio vi spiega tutto ed è un grande, insomma. Ciao Angelo. Gigi, è possibile una maturazione di 7 giorni? Che farina servirebbe? Oh mio Dio. Io sono arrivato a un po' di giorni, avevo utilizzato tutta la Caputo rossa. 7 giorni, che poi forse l'hai fatta oggi, non so se sei stato tu, ma l'hai fatta oggi pure ad Antonio questa domanda. 7 giorni, sì, forse ci vuole una W con 400, non so. In teoria sì, in frigo.
Però poi bisogna vedere di che sa. Secondo me può essere davvero molto acido come sapore, perché comunque 7 giorni sono tanti. Non so, c'è una ragione per cui ti interessa fare una maturazione da 7 giorni? Perché diciamo, secondo me si avvicina al lievito. È una mia idea, non so se sia vero perché non l'ho mai provato, però vedendo come reagisce la farina dopo 7 giorni, insomma. Allora, è possibile fare una pizza napoletana utilizzando farina integrale? Allora, se vogliamo stare a quello che è il disciplinare, no. Se vogliamo utilizzare il disciplinare come Bibbia della pizza, ma il disciplinare in realtà è soltanto una modalità di produzione, modalità produttiva regolata da questa associazione napoletana Pizza Verace. Quindi in realtà un gruppo di pizzaioli che fa parte di questa associazione decide di fare la pizza in questo modo, ma non è che la pizza o si fa in quel modo o non si fa e non è napoletana. Però utilizziamo questo come metro e no, perché mi pare che non venga citata la farina integrale. Però come pizza napoletana si può intendere anche la pizza che viene cotta nel forno che raggiunge i 450 gradi, li supera. Quindi bisogna interpretare. Boh, la domanda può essere: viene bene una pizza napoletana fatta tutta con l'integrale? No, non credo, perché in realtà fare una pizza solo integrale ti viene il piombo, perché non riesce a rimanere morbido, non riesce a crescere come le altre pizze, perché l'acqua viene assorbita in maniera completamente diversa. Infatti, il maestro Coccia, sempre sia lodato il maestro Coccia, mi pare proprio in un video lui spiegava che aggiungeva tipo il 30% di farina integrale diciamo, alle dosi normali per la pizza, per fare una pizza semi integrale, perché in realtà farla tutta integrale, insomma, è bella pesante. Vabbè, ragazzi, non lo so se è spam. Comunque, vediamo se insiste, vediamo se è spam. Glielo chiediamo se lavora per il Lillo. Stasera è quasi tutto permesso. Ciao Gigio, l'altro giorno ho fatto l'impasto a 24 ore di lievitazione con lievito di birra fresca. Il problema è che si sono appiattiti tutti un sacco fino a ricoprire tutto il contenitore. Come ho detto prima, Andrea, dipende da quando è che hai fatto i panetti. Probabilmente o non li hai stretti troppo, oppure li hai fatti davvero 24 ore prima e quindi si sono afflosciati. Prova magari a spostare e a farli magari 7 ore prima, 8 ore prima, 6 ore prima, dipende da quando la fai, perché se la fai a cena è facile, se la fai a pranzo significa svegliarti alle 7 del mattino. E se non sei abitué delle 7, specie la domenica o il sabato, diventa un po' pesante. Ho fatto il salmone e il cornicione, ho provato entrambe le cose. Ah, ed è rimasta così. Dipende da quanto tempo cuoci allora la pizza sotto al grill. Quanto tempo lo tieni? La tieni? Stasera proprio... Ciao italiano, ti ho dimenticato. Ho provato a fare la pizza direttamente sulla leccarda preriscaldata con un buon sapore, però non si gonfia molto il cornicione. Consiglio. Non so se dipende dalla leccarda, magari dipende da altro. La leccarda alla fine della fiera è un supporto, quindi anziché metterla sulla pietra o anziché metterla sulla padella, l'hai messa sulla leccarda. Quanto distava la leccarda dal grill? Diciamo, c'era questa distanza più o meno, questa qua, perché insomma deve essere intorno ai 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, non di meno, perché se poi il cornicione cresce troppo si brucia. Con 25-26 gradi in casa, se faccio impasto napoletana tutto a temperatura ambiente, quanto lievito di birra metto su 1 chilo di farina? 25-26 gradi, temperatura ambiente, ma di cosa parliamo? Parliamo di 24 ore? Ok. In forno a legna portatile da Cudino, Dada, come posso cuocere bene qui senza bruciare la pizza sotto? Perché che problema ti dà questo tipo di forno? Se cuoci bene il cornicione ti brucia la pizza sotto?
probabilmente la pietra di questo forno è una pietra refrattaria semplice, non è un biscotto, quindi significa che magari devi tenere la temperatura più bassa, intorno ai 350 gradi. Hai detto a legna, portatile. E bisogna conoscere il forno. Non lo conosco sinceramente, quindi non so dirti. Se usassi la pietra refrattaria per utilizzare, possibilità di utilizzare il metodo combo? Dipende, perché la pietra refrattaria per andare in temperatura necessita di minuti, tanti, almeno un quarto d'ora per esempio. E quindi una volta che tu fai la pizza, ammesso che cuocia in quei minuti, diciamo in quel tempo lì che sono i 2 minuti canonici, 2 minuti e mezzo va, poi ci vuole tanto tempo tra una pizza e un'altra, cosa che invece non succede con la padella, perché con la padella in realtà puoi sfornare pizze una dietro l'altra, mentre invece con la pietra refrattaria diventa un po' più complicato. E poi la pietra refrattaria, secondo me, se cuoci tutto sulla pietra tende un po' a biscottarsi. Anche perché poi c'è il problema, oddio, devi poi condirla sulla pala, devi avere una pala, per esempio un'altra difficoltà per chi non ha la pala, devi avere una pala, se no come fai a condirla se sta direttamente sulla pietra refrattaria? Ok, Michele Palmieri, hai 2 domande. Ahia Michele, 2 domande, sono troppe. I panetti fuori dal frigo si staccano difficilmente dai contenitori, consigli? La pizza è ottima davvero, ma la lavoratura non è spiccata come nel tuo video. Ok, allora ragazzi, facciamo un esempio. Non ho un contenitore qui. Vediamo un po'. Sto distruggendo. Ok. Questo è tanto. Allora, levo la domanda. Ecco. Questo è il mio famoso contenitore inutile del Roland Go Livecast. Allora, fate finta che questo sia il contenitore dove voi mettete l'impasto. Vediamo se riesco a trovare qualcosa che ha più senso. Ok. Allora, questo è il contenitore, no? Allora, voi mettete l'impasto qua dentro, lo chiudete, lo mettete in frigo. L'impasto che fa? Si attacca qua sotto, ok? Allora, per staccarlo, visto che l'impasto magari è grande quanto il contenitore, non sapete dove mettere la spatola, voi dovete fare una cosa semplicissima. Prendete questo, il contenitore, prima di fare le pizze, insomma, prendete e li capovolgete tutti quanti, ok? Quando poi siete pronti per fare le pizze, nel frattempo, grazie alla legge di gravità, alla forza di gravità, stasera proprio, l'impasto si stacca e casca sul coperchio. Quindi vi basta staccare il coperchio e l'impasto sarà qua sopra. Quindi il coperchio stando così e l'impasto stando qui sopra, sarà facile poi far passare la spatola sotto e staccarlo. Spero di aver risposto alla domanda. Per l'alveolatura può dipendere da 1000 cose, può dipendere anche da come stendi la pizza. Magari schiacci il cornicione e quindi magari ti viene il cornicione più piccolo e l'alveolatura insomma è meno spiccata. Fornetto economico che consigli? No, ho già risposto a questa domanda, perciò sorridevo. E vi dicevo, la gamma è quella. Fornetto Ferrari, il Lillo, come lo spammer ci stava dicendo prima, poi ci sta l'Unicoda, quindi il Ferrari costa intorno ai 70 euro, il Lillo 140, Unicoda 240, Etna 4,50, tutti i prezzi a memoria, sembra che li stia vendendo. Poi c'è, abbiamo detto, Rockbox 650, Ardore 900, Bollore e tutta quella categoria lì, più di 1000 euro, Alfa Pizza poi più su, insomma. Ho dimenticato l'F1, ecco, poi a fine che si arrabbiano quelli che fanno l'F1. Però economico, vi dico, per cominciare va benissimo anche il fornetto Ferrari. Ragazzi, siete in tanti, avevo detto facciamo una mezz'oretta e invece
Graziano, ciao Gigi, ho provato anche il tuo impasto all'80%, avendo una farina più forte di quelle che hai usato tu, ma nonostante abbia seguito le indicazioni l'impasto non si è incordato. Hai consigli? Sì, hai lavorato con acqua fredda, molto fredda. Magari la prossima volta usa acqua da frigo. Ti assicuro che incorderà come. Come evitare la rottura dell'impasto in stesura? Dipende se hai messo troppo lievito o se è andato oltre le ore che avevi prefissato, che ti eri prefissato, e a quel punto si strappa. Quindi devi manipolare l'impasto con più attenzione oppure farla prima. Perché, ad esempio, le mie pizze vengono bene, poi dalla quarta, quinta in poi, magari è passata un'ora e l'hai fatta a filo delle 24, immagina, quindi sei andato oltre, perché in realtà devi anche considerare le ore che tu spendi nel fare l'impasto, perché nel momento in cui tu sciogli il lievito nella farina, nell'acqua, il lievito sta cominciando a lavorare, quindi tu devi considerare in realtà le 24 ore già da quel momento lì. Quindi quando tu poi cuoci le pizze, in realtà sei ben oltre le 24, almeno un'ora in più, se hai speso un'ora per fare l'impasto. Grazie. Ragazzi, mi sa che sono indietrissimo perché queste domande è come le avete fatte mezz'ora fa. Però vi rivedete poi la diretta, insomma, la vedete domani, così poi vedete le risposte. Francesco, che lavoro fai? Lavoro nell'ambito, è difficile definire il mio ruolo, comunque sono manager di una multinazionale, non sono un pizzaiolo. Simpatica. Yuri, con il tuo metodo padella cannello sto facendo delle pizze fantastiche, sono grande, consiglio a tutti questo metodo. Grazie a te Yuri, grazie e grazie. Triste storia, impastato venerdì, 18 ore di frigo, 7 temperatura ambiente, la pizza si buca, cosa può essere successo? Manitoba, Caputo Cuoco, la tua ricetta. Porca miseria, sei sicuro al 100% di aver utilizzato il lievito, la quantità giusta? Perché questo può essere un fattore. Anche perché ho usato la Manitoba, quindi in realtà non si sarebbe dovuta bucare. La Manitoba è praticamente cemento a presa rapida. Vediamo un po'. Cosa succede se il mio impasto della pizza è diventato duro? Influisce sulla lievitazione? Duro perché non l'hai coperto? Non va bene, perché se fa la crosta sopra, insomma, il prodotto viene male, insomma. A lievitare lievita, però non è un granché. Io ho cotto delle pizze la cui superficie era secca e le pizze non erano un granché. Cioè, il sapore è buono, però non erano delle pizze eccezionali, dai. Luca, posso chiederti perché la scelta di trasferirti in Irlanda e cosa ti manca di più dell'Italia? La scelta è di natura lavorativa e di qualità della vita, sicuramente. Adesso, anche se l'Irlanda è idealmente un paese, non so se sia più povero rispetto all'Italia, sicuramente è un paese in crescita, è un paese che ha affrontato una crisi economica terribile qualche anno fa, una decina d'anni fa, quindi è più in crescita rispetto all'Italia, per certi versi in alcune cose più un paese rurale, però è un paese in cui la qualità della vita non ha, per me, ecco, diciamo, non ha eguali. Quindi faccio il lavoro che amo fare. Rispetto all'Italia, dal punto di vista proprio della qualità anche della vita lavorativa è diverso, insomma, non ti vengono chieste delle cose che in Italia succede, insomma, sei trattato come persona, non come numero, almeno sono stato fortunato, ecco, le mie esperienze qui sono state tutte quante positive. E poi comunque è un posto, c'è verde, gli spazi sono enormi, non c'è tanta gente, vivo vicino al mare, insomma, cose che in Italia non avrei potuto fare, e poi soprattutto lo stress lavorativo in Italia è stato notevole nel corso degli ultimi anni, quindi volevo fare questa esperienza e soprattutto avere la possibilità, diciamo, di dare a mia figlia un'opportunità anche di imparare una lingua
come da madrelingua, ecco. E quindi, insomma, questa è la cosa. Mi manca dell'Italia. Ci devo pensare, insomma, non mi dispiace essere qui, ecco, non è che dico come mi manca l'Italia, cioè, mi vedo qui, la mia famiglia sicuramente che vive in Italia, certo il fatto di poter essere, c'è la mia cultura lì e quindi qui è diverso, però io mi adatto, insomma, non mi strappi i capelli, ecco, questo posso dirlo sicuramente, ecco. Ciao Gigio, sempre ottimi video. La mia prima fermentazione devo farla sempre a 6-7 gradi in un contenitore ermetico per 24-30 ore. Se fermento a temperatura ambiente mi gonfia troppo dopo poche ore. E dove abiti? Ad Antigua? Dove sei? Nell'equatore? Che caldo fa dove sei tu? Immagino tanto, eh. Fammelo sapere, sono curioso se sei sempre online. Ormai queste sono domande che mi avete fatto mezz'ora fa. Ciao, uso il mitico metodo combo con coperchio. Grazie Marco. Mi sa che devo correre perché qua veramente ci sono tanti commenti. Parte 2. Premesso che uso solo 1 chilo di lievito fresco per 1 chilo di farina, 1 grammo di lievito per 1 chilo di farina, idratazione al 62%, come posso far fermentare lentamente a temperatura ambiente? Ah, ecco qua. E dipende dalla temperatura. Mi dovresti dire la temperatura. Cosa ne pensi della farina nuvola? Rossella non l'ho mai provata, non ho avuto modo perché qui non arriva, anzi forse è l'ora dell'appello. Signor Caputo, ci faccia arrivare questa nuvola, la vorrei provare, non la trovo nei supermercati, la prego signor Caputo, ci faccia questa cortesia, o faccia per noi pizzaioli casalinghi. Ecco qua, fine dell'appello. Appena la proverò ve lo dirò, faccio un video sulla nuvola e si vola. Grazie a Gigi del consiglio. Ho fatto sempre 24 ore direttamente panette, adesso farò lievitare prima la pasta. Sì ragazzi. Ti seguo sempre, Clogian. Ti seguo sempre, grazie a te ho imparato a fare la pizza, ho scritto su Instagram per dirti che ho trovato la farina Caputo nuova in Inghilterra, spediscono anche in Irlanda. Grazie mille, quando riuscirò ad arrivare pure al tuo messaggio prendo appunti e la ordino, così finalmente farò un bel video su nuvola. Gianmarco, ciao Gianmarco. Ciao Luca. Voglio un tutorial su come scrivere sessioni domande e risposte. Ok Antonio, lo faccio il tutorial. Ciao Gigi, quali sono i criteri principali di un impasto ad alta digeribilità? A volte quando mangio una pizza mi viene sullo stomaco. E i criteri non possono esserci, secondo me, dei criteri universali, perché la digeribilità è sicuramente un fattore personale, perché ci sono persone che riescono a digerire magari delle farine più forti, maturate in meno tempo, perché magari si mangiano pure le pietre. Magari chi ha 20 anni ha un apparato digerente molto più performante di chi ne ha magari 40 e 50. Quindi è un qualcosa di sicuramente personale. Il tempo è un fattore, quindi sicuramente più lunga è la maturazione e più è digeribile in teoria, ma forse il fattore che vince su tutti è la cottura, ragazzi, la cottura, perché in realtà la pizza napoletana insomma rappresenta secondo me la follia della mia Napoli, perché è un qualche cosa che è a filo tra il cotto e il crudo, se ci pensate. È proprio cotta in quel modo, proprio un attimo dopo che finisce la parte cruda, ecco, lì inizia la pizza napoletana. E quindi questo tipo di cottura è comunque non rischiosa la cottura in sé, però per alcune persone può essere problematico mangiare le pizze cotte in 60 secondi, 70 secondi, 50 secondi. Io l'ho vista una pizza fatta in 50 secondi a Napoli. Infatti mi è rimasta sullo stomaco, non riuscivo a digerirla. Però non è colpa del pizzaiolo, insomma, sono io che non riesco a digerire quel tipo di pizza. Però pizze cotte invece in un tempo più lungo, e quindi non sono più napoletane, ma magari anche 2 minuti, 3 minuti, che cominciano a diventare più croccanti, chiaramente diventano più digeribili. Quindi, dopo tutto sto pippone, quello che ti consiglio è che se hai problemi di digestione,
prova a cambiare, prova a mangiare una pizza un po' più croccante e vedi che cosa succede e mi fai sapere. Nuovo live con Antonio e Vincenzo. Ragazzi, non mi fate dire niente, che con loro si fa entertainment, ecco. Gigi, come posso finire la pizza non croccante con un metodo combo? E lo dicevo pure prima, coperchio e acqua nel forno in un pentolino. Ho trovato una ricetta che usa 1 chilo di farina usando 3 grammi di lievito di birra. Io che uso 400 grammi di farina devo ridurre anche il lievito? Certo. Qua è una questione proprio di basta fare il rapporto, insomma, devi fare 3 grammi diviso 1000 grammi moltiplicato 400 se vuoi seguire quella ricetta e hai quindi la quantità di lievito da usare per 400 grammi. Io ora uso il Bimbi, Mario, e grazie ad una parziale lavorazione a mano il risultato non è male. Ma infatti sì, che tu tranquillamente puoi usare il Bimbi per incominciare a mescolare gli ingredienti insieme e poi quando sono accorpati in questa massa informe puoi utilizzare, diciamo, puoi fare a mano, puoi proseguire a mano e migliorare poi la resa finale ed evitare i problemi che dicevamo prima. Che ne pensi a tecnica no NEAT? Non so se l'ho scritto correttamente, Fabio. È una tecnica valida secondo me. Io la uso per il pane, ci sta chi la usa per fare anche non so, la pizza in teglia. La trovo valida, insomma, non vedo particolari problemi. Di nuovo live, certo. Ciao grande Gigi, ho provato tutti i tuoi impasti. Ottimi, una domanda, ho provato per molto al lievito caputo secco, usandolo senza attivarlo come ad etichetta, ma ho avuto totale assenza di gas. Ragazzi, io non lo so, ma sull'etichetta cosa dice? Dice che non va attivato. Hai usato, non lo so perché non so, lievito caputo non l'ho mai usato, ma poi cos'è il lievito caputo secco? Ma è il lievito di birra o il lievito madre secco? Il lievito madre secco, il lievito madre ce l'ho proprio qua, che tutte le volte che ho provato a usarlo, una delusione totale, che poi se vai a vedere dentro ci sta sì lievito madre, magari 30% e poi lievito di birra, ovviamente, altrimenti te ne servirebbero quintalate. Qui abbiamo Tonio, cioè Gigio vedeva netti più sodi, oltre alla biga con 6 alto, più sodi, ma intendi che rimangano più appunto sodi. Lo staglio lo fai 6-7 ore prima di cuocerle, di cucinarle. Mi stai consigliando una ricetta di pizza 24 ore di lievitazione per bimbi? Non lo so ragazzi perché non ho il Bimbi e ho evitato accuratamente, anche perché vabbè, costa una cifra, però insomma sapevo che non andava bene per fare gli impasti e anni fa insomma mi sono buttato su un altro tipo di prodotto che era il primo Kenwood che avevo e adesso ho l'altro Kenwood. Poi facendo anche dolci in casa, non io, mia moglie, chiaramente quel tipo di impastatrice va meglio, anziché magari una grilletta o un Eliani che sarebbe un bel sogno. Giovanni Fiore, fammi una pizza, ecco qua, ecco che mi ha supportato come un po' come eccola qua la pizza, vedete? Ciao Gigio, posso chiederti quale calcolo utilizzi quando sai una farina rispetto a un'altra? Mi scegli dove fare l'impasto. Sara, aspettate, mi sono perso la penna. Metodo empirico. Non è proprio empirico, insomma, esistono tabelle in giro, calcolate il metodo empirico, proteine rispetto alla forza. Adesso se tu metti, che ne so, una farina da 11% di proteine e la mescoli ad una farina che invece ha il 14% di proteine, in base alle quantità, se poi dopo, diciamo, metti insieme, che ne so, 80 grammi della farina da 11%, più 20 grammi di farina da 14%, puoi sapere in realtà la percentuale totale di proteine che ci sono dentro e puoi capire a quale tipo di farina ti stai avvicinando. Però è un metodo empirico perché le proteine non sono
l'unico fattore, insomma, è un punto di riferimento, ma purtroppo non avendo la forza scritta dobbiamo basarci solo su questo. Non so se sono arrivato quasi alla fine delle domande, no, queste non finiscono più. Io vi ringrazio ragazzi per l'affetto, non so se riesco a rispondere, siamo da un'ora. Forse devo sbrigarmi, devo essere più veloce. Allora, per effetto alveare intendo rimane appiccicato alle pareti ma si stacca e si vedono, e questa è una cosa buona. No, 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 va bene ragazzi, se tu vedi la ragnatela è una cosa buona, significa che ha fatto ha fatto quello che doveva fare, perché che cosa è successo? I lieviti hanno prodotto anidride carbonica e non ossigeno, come erroneamente dicevo nei miei video in fase di doppiaggio, che ho fatto milioni di cazzate, tra cui quella, producendo anidride carbonica, questa spinge e la maglia glutinica quindi si allarga. Fate finta, è come se fossero tanti ombrelletti che si gonfiano, ok? Come dei paracadute che si gonfiano. Quindi quello che tu vedi è normale, non è una cosa brutta, è una cosa buona. Va benissimo. Però chiaramente se è troppo gonfio, insomma, là diventa un problema e dipende da quanto tempo prima hai fatto lo staglio, quanto lievito hai messo. Questi sono fattori. Poi mi devi dire, si strappa? Se si strappa in fase di stesura, allora è un problema. Se non si strappa, non è un problema. Vai tranquillo, deve essere così. Anthony, ciao! Ti ho risposto. Ciao Gigio, sei su dei livelli altissimi, ma avrei un parere su una tua ricetta. Idratazione 67, varie tipi di lavorazioni, massa, 2 ore, temperatura ambiente, più frigo e postagliatura. Come viene la pizza fatta così? Perché metti prima l'acqua e poi la farina a pioggia? L'ho sempre visto al contrario, ma in realtà anticamente si faceva così. Io lo faccio perché rende più semplice poi l'impasto, specie se si fa a mano l'impasto oppure se si usa un'impastatrice di tipo economico, perché comunque immagino e chi mi segue la media delle persone abbia delle impastatrici diciamo di tipo economico, non è che tutti hanno le impastatrici da pizzeria e quindi immaginando che queste persone possano contare solo su queste impastatrici ho pensato ad un impasto più semplice anche per chi lo fa a mano, quindi partendo dall'acqua e sciogliendo la farina nell'acqua si va sicuramente diventa molto più semplice, non si fa uno sforzo particolare, quindi è per questo, ma alla fine la resa è praticamente la medesima. Quindi o si parte dall'acqua o si parte dalla farina, è la stessa cosa, però è solo più facile come ve lo faccio vedere. Grazie mille Mauro, grazie mille. Andiamo avanti ragazzi, sono indietrissimo, madonna, ancora le 10:32, c'è i messaggi vostri delle 10:32 e mo sono le 23:16 orario irlandese, siete in troppi. E vi ringrazio, non mi sto lamentando, sono solo spaventato dalla mole delle domande. Tonio, ti ho risposto, ho visto che mi hai scritto lo stesso commento più volte. Allora, il G3, se è un G3 modificato, bene, se non lo modificate, metodo combo, risparmiate i soldi, però se lo modificate perdete la garanzia. Farina 1, 12 grammi di proteine, quante ore di lievitazione? Potete fare pure 24 se fate l'autolisi, come dicevo prima, altrimenti va benissimo fare la ricetta che vi faccio vedere delle 18 ore in frigorifero e il resto fuori dal frigorifero. Se posso consigliare un fornetto coso da 20 anni, Altema, l'Altema sì, è quello che ha, mi pare, il vetrino sopra, giusto? È molto basso e c'è il vetrino sopra, sui 75 euro. Ok. Gabriele, ti ho risposto. Che padella usi per il metodo combo? Uso una padella abbastanza spessa e pesante e così diciamo trattiene di più il calore, lo disperde di meno, però ci vuole più tempo per andare in temperatura. Una padella più sottile fai prima, quindi rimane più morbida.
però come marche trovate come link nei miei video, non in questo qui, ma quello del metodo combo, trovate il link alle padelle che consiglio. Ciao Gigio per i panetti, ho risposto. Ragazzi, io vi leggo tutti, cioè questo è l'obiettivo di stasera, a costo di fare mezzanotte, però non ripetete perché vi seguo tutti, cerco di dare una risposta a tutti. Cioè il fatto di ripetere la domanda non vi dà priorità, questo vi voglio dire. Ci arrivo, ok. Dove hai comprato un Nicoda? Usalo di più. Antonio, l'ho comprato dal sito inglese, lo uso poco perché in realtà la mia famiglia ha proprio una preferenza per l'ardore, lo preferiscono perché avendo il saputo, il biscotto, il sapore della pizza è più buono. Perché fondamentalmente i video che voi vedete sono i video di quando faccio le pizze della domenica, quindi che se comincio a fare le pizze anche durante la settimana, le pizze ce le mangiamo e quindi poi mangiando pizze in settimana questo diventa poi un problema per la linea e quindi uso l'ardore fondamentalmente perché è il forno che preferiscono e quindi poi per mettere in mezzo l'unicoda devo smontare tutto, perciò lo faccio più raramente, però sì, sicuramente farò dei video, vi farò vedere un po' di cose. I forni Alfa sono più da giardino, è vero, è vero. Qualche forno da balcone, dipende dal budget. Ardore, top, ma costa 900 euro. Poi c'è, abbiamo detto, il Rockbox 650, molto molto buono, però qualche difetto. Buongiorno, ve li farò vedere questi difetti. Poi c'è l'Etna e poi c'è ragazzi, sto stanco, non riesco più a ricordarmi le cose. L'Etna e poi infine l'Unicoda che poi ho detto adesso. Poi c'è anche il nuovo Unicoda 16 che è quello più grande. Gigio, il forno Unicoda e Ferrari starato, li usi insieme, prima Ferrari e poi Unicoda facendo così la cottura sotto i miei ore. No ragazzi, che esagerato. No, troppo. Hi, Hug. I love your videos. I learned a lot from you. Just wish you did more English or subtitles. Oh, sorry, so sorry. I know. That's really bad. It was something I wanted to do, but unfortunately, I had no time, especially over the past 2 months, as there was a big demand, as you know, the situation in Italy. So I preferred focusing more on videos in Italian. But this is something which is in my pipeline. It's in my roadmap, which is huge roadmap, translating the old videos and then uploading the old videos with the English language rather than the subtitles. So you will listen to my funny accent. Metodo combo è bello, ma stare avanti a una pizza se ne potessi fare è scomodo. Lo so, ragazzi, e ci sono i pro e i contro. Alla fine della fiera è un trucco, però c'ha i suoi contro, ovviamente. Tonio, ti ho risposto. Ho risposto anche ad Anthony. Si mette in frigo l'impasto per farlo maturare, quindi c'è tutta la fase enzimatica, in pratica l'impasto matura anziché lievitare e poi lievita alla fine di questa fase quando tu lo metti a temperatura ambiente e diciamo dal punto di vista proprio della qualità dell'impasto è superiore perché insomma rimane più tempo, non lo mangi dopo 4 ore, ecco, questo intendevo dire. Poi c'è Yuri. Yuri, guarda, non puoi contraddirmi, perché t'ho detto, mi sono basato sulle recensioni e sull'esperienza di persone che conosco, però io personalmente non l'ho provato, quindi va benissimo, ci mancherebbe altro. Se tu invece ti trovi bene, ci mancherebbe altro. Vado avanti. Lievitazioni più spinte 48-72. Interessante, divertente magari farti il confronto con una classica 24 ore. Un po' di video vecchi in cui ho fatto queste cose, c'è proprio uno dove ho fatto proprio forse un centinaio di ore di lievitazione.
Ricetta per la pizza in teglia romana? No, non ne ho ancora. In realtà ci sto lavorando, che non sono un grande fan, mi piace più la pizza al piatto tonda. Questo è il motivo. Però è una cosa che farò prossimamente, ve lo prometto. Prossimo impasto, ti propongo la pizza. Ok. Grande Gigio, mi sai dare un consiglio per fare una pizza con una farina integrale, altissima idratazione, è la miseria. E come dicevo, conviene sempre aggiungere magari un 30% di farina integrale. Non credo che tu possa farla altissima idratazione soltanto integrale, cioè si può fare pure, però viene un mattone. Non ti aspettare una pizza. Poi, se c'è un blend di farine integrali, non so se la Caputo fa una roba del genere o altri molini, magari viene bene, non lo so, non lo so. Ho risposto a questa della padella, trovate i link nei miei video del metodo combo. Sai perché non trovo più il pizza party come il tuo che anche il bruciatore? Non lo so, visto che sul sito in effetti ci sono soltanto i forni a legna, magari è una politica aziendale e stanno vendendo soltanto l'ardore, perché ho visto che l'unico tipo di forno a gas che vendono è l'ardore, quindi immagino che magari preferiscano concentrarsi su quello e non vendere gli altri. Non lo so, ragazzi, mi sono stupito anch'io, sinceramente. Se alla stesura la pasta è ancora poco elastica, che fare? Allungo l'appretto? Sì, allunga l'appretto, assolutamente. Quindi fai i panetti prima, quello è uno dei motivi. La maturazione è ovvio, se utilizzi magari farine troppo forti e la maturazione è breve, anche quello gioca un ruolo. Si può congelare l'impasto della pizza? Sì, si può congelare, come no? Conviene congelarlo dopo però la lievitazione, così quando poi lo scongeli è già pronto, non devi aspettare. Quindi lo fai lievitare, lo congeli e poi quando ti serve lo tiri fuori, lo porti a temperatura ambiente e poi lo puoi cuocere. E la qualità è ottima. La padella in pietra va bene. Ragazzi, Paola nello specifico, io non so di padelle in pietra. Vi spiego, se voi cercate padelle in pietra su Amazon, ecco, giusto per citare un venditore a caso, in realtà sono ricoperte di materiale antiaderente. Pietra, non so perché le chiamino in pietra, a meno che non sia proprio, che ne so, della pietra, ma in realtà sono delle padelle. Non so perché dicano queste cose, e secondo me è come una frode, perché non sono in pietra. E infatti, se cercate poi nelle descrizioni, comunque consigliano di non usarle con temperature superiori a. Questo è scritto ovunque. Quindi la padella in pietra in realtà non esistendo non risolve il problema della temperatura oltre i 300 gradi, perché comunque sono ricoperte da questo materiale antiaderente, cioè il Teflon. Quindi, ma ragazzi, anche se rimanete sotto questi 300 gradi, andate intorno ai 260-270, non succede niente, stando a quelli che sono i vari papers scientifici, gli studi scientifici, e li trovate anche sul sito dell'associazione, quella della ricerca contro il cancro, e lì ci sono molte informazioni a proposito del Teflon e spiegano proprio come usarle, le padelle così, e come non usarle. Quindi se volete delle fonti attendibili, quelle sono le fonti migliori. Ho fatto il lievito madre fra un po' fa un mese. Nella fase 4, quando raddoppia già da in 2 ore. Posso metterlo subito in frigo? Ma aspetta le 4 ore. Aspetta le 4 ore. Tanto non ti costa niente. E poi dopo lo metti in frigo. Videomac. Ciao, sono Filippo. Devo dirti che mi ho rovinato. 2 volte a settimana faccio la pizza nel tuo metodo combo. Sto sperimentando l'uso di molte farine diverse. Dove posso taggarti le pizze? Su Instagram. Mi trovi come Gigio Pizza. Siete in 100, ragazzi, vi adoro, siete in 100 ed è mezzanotte e mezza in Italia. Io veramente, ragazzi, non so, e ragazze, non so come ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Veramente sono, non perché gioisca il fatto che siate lì in 100, ma in realtà avete la pazienza di ascoltare le cazzate che dico e che, insomma,
che abbiate questa passione per la pizza. Questo mi dà grande gioia. Gabriele, ho cotto la pizza direttamente sulla leccarda. Ah, me l'hai detto già prima. Gigi, hablas español hablo un poquito de español. Saludos desde Uruguay. Saludos a toda la gente del Uruguay. ¿Cómo estás? ¿Te gusta la pizza? Gigio, che forno elettrico mi consigli? Christian, ci sono un po' di risposte che ho dato in precedenza. Comunque dipende dal prezzo, quanto vuoi spendere. Diciamo, quello fa la differenza. Se vuoi spendere 80 euro, Ferrarino, lo modifichi e puoi ottenere già dei buoni risultati. Genericamente è meglio impastare acqua fredda? No, dipende. Cioè, se sei in un posto caldo, sì. Se vuoi fare altre idratazioni, sì. Generalmente non devi impastare con l'acqua tiepida. L'acqua tiepida nelle ricette c'è per quelle ricette in cui devi far lievitare l'impasto velocemente. Poi chiaramente aumentando la temperatura della massa il lievito va più veloce, no? E allora sì, ha senso, anche se è una cosa che io non farei mai, però la volete fare, fatela, insomma, non sto qui a dirvi di non farlo. Però per questo tipo di prodotto che vogliamo fare, magari un impasto a 24 ore di lievitazione e maturazione, no, lavorate perlomeno a una temperatura che può variare tra i 20 e i 22-23 gradi con l'acqua, se non di meno. L'importante è che l'impasto, una volta finito, non superi i 25 gradi. F1 è ottimo, sì, è davvero un buon forno. Enrico, dai, basta Enrico, l'abbiamo detto 1000 volte. Palesati, se lo vendi, diccelo, io non ho problemi, va benissimo, però fatto così è davvero... è scrivere 8000 volte, non lo so. O sei entusiasta? Se sei entusiasta va benissimo. Qual è la migliore idratazione secondo te? Ragazzi, io per un periodo molto lungo, diciamo nell'arco, molto lungo, gli ultimi 3 mesi, mi sono fissato con 63%. Ho detto voglio fare le pizze alla Michele, però mi sono scocciato. Infatti oggi ho detto ma sai che c'è di nuovo? Faccio un bel 75% come vecchi tempi. E in effetti ti dà più soddisfazione perché poi mi piace di più il cornicione, ma anche quando mastichi la pizza si scioglie in bocca rispetto chiaramente a idratazioni più basse. Quindi direi che 65 per me è il minimo. Se hai una farina adeguata o la lavorazione è adeguata e consistente, spingerti oltre. Poi 80% l'ho provata, però è una rottura di scatole farla perché comunque c'è una lavorazione un po' più particolare, più delicata e anche in fase di stesura. È buona, però stai sempre lì col patema d'animo, mo si rompe, capito, devi fare molta attenzione. Poi, maledizione, devo comprarmi un palino di quelli piccoli, più piccoli di quello che ho, per girare la pizza, perché quello che è troppo grande, quindi quando giro la pizza magari rischio di fare qualche movimento un po' strano e rischio di rompere la pizza. Ho già letto il Joe Soul, la triste storia. Tonio, ti ho risposto. Buonasera Alfio. Io uso le pizze, vengono fantastiche da provare, grazie. Buonasera. Un saluto a Benevento, ciao Anthony. Perché nell'impasto implanetario il 70% usi acqua fredda e nell'impasto a mano usi acqua tiepida? L'ho fatto in un video, veramente, non me lo ricordo. 80% uso acqua fredda, non uso acqua tiepida, è impossibile. Anche perché se usi acqua tiepida praticamente ti viene una roba informe, è impossibile che venga.
come faccio a capire la reazione di un impasto? Allora, se c'è un impasto già bello e fatto, puoi andare a occhio, ma non so come fare. È difficile, cioè devi sapere le quantità. Quindi se sai quanta acqua è stata messa per chilo di farina, puoi conoscere l'idratazione, ma così basarti su come l'impasto diventa un po' difficile, diciamo, è un esercizio un po' casuale, oppure magari un professionista riesce a capire, però una volta che l'impasto lo lavori bene ed è bello, diciamo, la massa, per esempio l'impasto che ha fatto oggi Antonio, era difficile, era onestamente abbastanza complicato dire, beh, questo è un 70%, perché era lavorato molto bene e non si vedeva, specie in video. Ah, ecco qua. Sì, ok, scusa, adesso ti rispondo. Sì, è la quantità di acqua per chilo di farina. Quindi se metti mezzo litro d'acqua, vale a dire mezzo chilo d'acqua su un chilo di farina, hai un'idratazione al 50%. Se invece metti 750 grammi su un chilo di farina, hai un impasto al 75% di idratazione. Quale farina utilizzare per una pizza con 48 ore di lievitazione? Io per 48 ore, per esempio, l'ho provata a fare con la Caputo rossa, per dire. E comunque per me, per il mio tipo di digestione, è comunque una farina forte pure 48 ore. Però si fa tranquillamente. Insomma, le farine forti, quindi con meno 13,5, 13,5% di proteine. Sì, puoi sostituirlo, però ve l'ho detto, io non mi sono mai trovato bene con la pasta madre disidratata. Ho come la sensazione che ci si possa fare troppo affidamento, però non basatevi su quello che vi sto dicendo, che è basato solo su mia osservazione personale su miei fallimenti, quindi non è detto che se mi è andata male va male pure a voi, però su questa cosa non so darvi una risposta, sinceramente. Ho un paio di bustine di lievito madre disidratato che comunque è mescolato con lievito di birra, potrei provarlo, ecco, e vedere, però pure lì come farne una regola è rischioso. Hai sentito parlare, certo, della modalità self-cleaning di alcuni forni domestici. Certo, sono i forni che utilizzano il fenomeno della pirolisi per pulire la pietra. È lo stesso fenomeno per cui quando vi si sporca la pietra di un forno tipo appunto Ardore, Rockbox o F1, eccetera, eccetera, se lasciate il forno acceso alla massima temperatura, gas a massimo, per, che ne so, mezz'ora, in pratica pulite la pietra. E questo fenomeno è stato simulato in forni elettrici e quindi raggiungendo i 500 gradi o poco meno di 500 gradi, in pratica puliscono il forno dai residui. Ora c'è chi lo usa questa modalità per cuocere le pizze e c'è tra altre cose il mito di Antonio Malati di Pizze, che è Alex French Guy, che ha fatto un video proprio l'altro giorno in cui mostra e dimostra come fare una pizza napoletana utilizzando il self cleaning mode, che però è cosa vecchia. Insomma, sul sito della confraternita della pizza sta cosa c'è da una vita, però insomma non è che qua stiamo facendo la gara a chi fa prima una cosa, è carino che poi torni a circolare periodicamente questa cosa, però insomma è una cosa che si sa. Ma che maestro è maestro, ragazzi. Che tipo di padella usare per il combo? Robby, padelle da crepe. Trovi il link nei miei video sul metodo combo. Come dicevo prima, Biga non ho mai fatto anche una rottura di scatole, ci vuole tanto tempo, anche se poi la pizza in sé la puoi fare pure in 3 ore, se fai una biga al 100%, però non avendo
tempo, perché poi ti devi trovare con gli orari. Magari adesso che lavoro da casa posso farlo, posso trovare un buco e mi torna più semplice. Però sempre, sai che cosa? Il rischio di fare cose nuove, quando poi devo fare le pizze per farle mangiare, diciamo, le pizze per casa, insomma, per la mia famiglia, ho sempre quel timore di provare cose nuove, perché poi se poi non viene, che facciamo? Salta la pizza della domenica. C'è sempre sta cosa che mi frena, però sono curioso. Sicuramente la biga sarà uno dei prossimi esperimenti che documenterò, sia nel caso in cui fallisca che in quello in cui vada a buon fine. Buonanotte, grazie, non sono maestro, sono Gigio. Ciao Gigio, qual è il miglior forno tra Unicoda, Coda 16, F1? Ragazzi, ho provato soltanto l'Unicoda, che è un buon forno, è un buon forno per quello che costa, per 250 euro quanto costa, vi portate a casa davvero un gioiellino, con tutti i suoi difetti, voglio dire, non vi state comprando la Ferrari, se vi rendete conto che state comprando una, che ne so, una 500, fate le cose che potete fare nella 500, ma le fate davvero bene. La Ferrari è un'altra cosa, e quindi credo che il P134 sia la Ferrari dei forni elettrici casalinghi. L'unico da 16 dà possibilità di manovra superiore, essendo più grande, però non so questo bruciatore a L in realtà che tipo di impatto possa avere sulla pizza, mettiamolo così, perché il difetto di questi forni tipo Unicode e Rockbox sta nel bruciatore posteriore. Ora, quando mettete la pizza lì, la distanza tra il bruciatore, la fiamma e la pizza è davvero minima, ragazzi, è davvero, cioè, così, così. Quindi la pietra deve essere sufficientemente calda per darvi modo di girare la pizza dopo 20 secondi. Quindi la pizza nel frattempo deve cominciare ad essere cotta sotto. Quindi mettete la pala, prendete la pizza, la girate e la rimettete dentro. C'è un po' di... E che cosa succede quando invece il bruciatore è a L? Questa è la mia domanda. A questo punto hai un punto di forza perché hai più fuoco, però può essere anche un punto di debolezza, perché se in realtà la pizza deve stare comunque vicina, perché non c'è spazio a sufficienza, nel caso, in questo caso qua, insomma, potrebbe bruciarsi su due lati contemporaneamente. Però, essendo più grande, potrebbe essere che abbiano risolto questo problema. Sono curioso, però per ora non lo compro. Ecco, sfatiamo questo mito. Ho comprato troppi forni, adesso se compro un altro forno penso che troverò le valigie fuori casa, proprio la porta, la valigia lì ma guarda, tra te e il forno mi tengo il forno, ma adesso te ne vai, insomma, non è una cosa proprio consigliabile. Quindi se volete vedere ancora video, meglio che non prendo sto Unicoda 16. Ragazzi, l'ordine, posso dire come faccio io, lo vedete, insomma, parto dall'acqua, aggiungo il lievito, poi metto la farina, e poi dopo metto il sale e poi finisco di mettere il resto della farina. Se negli impasti in cui metto olio e zucchero o soltanto olio, lo faccio nell'acqua. Non esiste secondo me un ordine giusto, perché se vedi ci sta chi fa così, chi fa in un altro modo. Non mi sento di dirti che esiste un modo giusto e un modo sbagliato. Il metodo mio, cioè quello che utilizzo io, in questo senso mio, è più semplice per gli impasti a mano. Quindi se fai a mano, magari ti viene meglio fare così. Non so, tengo 3-4, non so quale domanda che mi sono perso ormai. Sto recuperando? No, madonna mia. Il gap che era di mezz'ora adesso è diventato di 40 minuti. Instagram risponde ai messaggi. Ivan, piano piano rispondo a tutti. Purtroppo il canale mi è esploso negli ultimi 2 mesi. Pensate che siete passati da 27.000 iscrizioni a 62.000 nel corso di un mese e mezzo. E questo ha comportato anche un ingolfamento dei miei canali social, perché mentre prima rispondevo a tutti, magari non nello stesso giorno, perché la quantità di domande e di contatti che ricevevo era gestibile,
Adesso non l'è più, infatti sto cercando, magari mi farò aiutare da qualcuno a un certo punto, perché è davvero ingestibile. Adesso ho settimane arretrate, cioè di messaggi arretrati, perché se mi metto a rispondere praticamente ho finito di giocare con mia figlia, di stare con mia moglie, di fare le cose a casa, e quindi devo farlo con calma. Vi rispondo a tutti, non ve la prendete sul personale, io sono davvero mortificato, ma non la prendete sul personale, ma purtroppo non riesco, e lo sto facendo molto, ma molto, ma molto, ma molto lentamente. Magari quello che posso fare è fare più dirette, almeno così se mi volete dire qualche cosa o mandarmi a quel paese, lo potete fare in diretta e leggo e vi do una risposta subito. Però abbiate pazienza e non me la prendete a male, con tutto il cuore, veramente riesco a starci dietro, ma con molta lentezza. Vedo che sta cosa qua di mettere lo stesso messaggio più volte capita sempre. Comunque ho risposto a quelli che hanno fatto la stessa domanda. No, però Tonio, io ti ho risposto, mo perché alle 10:58 mi hai fatto una domanda alla quale ti ho risposto prima? Non lo so, ti ho risposto, Tonio. Anche a te ho risposto. Ok. Ciao Eleonora, ciao Gigio. Ho un po' di difficoltà a stendere la pizza. Sto facendo con la ciotola rovesciata per aiutarmi, ma a volte mi si buca in tutte le parti. Eleonora, probabilmente ti viene un po' sottile. Forse il problema è quando stendi la pizza inizialmente prima di metterla sulla ciotola. Tu fai una cosa. Diciamo, ho messo questa modalità un po' buia. Cosa posso usare per simulare una stesura, una roba? Sì, cosa prendo? Ci sta la pizza lì. Ok, c'ho questo. Oh, è cascato il microfono. Allora, Eleonora, fai finta che questo è il panetto. È un panetto quadrato, lo so, non ho qualcosa di tondo, quindi ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. Allora, ora ti spengo questo, così mi puoi vedere. Allora, questo è il panetto, ok? Generalmente si parte dal centro, ok? E si stende con le mani, così, così, così e così. Ora, quando tu parti sempre da questo punto centrale, tu stressi l'impasto qui, perché parti sempre da qua, quindi nord, sud, est e ovest. Se invece quando stendi parti dal centro, ma lasci un pochino qua di impasto, quindi anziché partire dal centro esatto di questa agendina, che non vedo perché mi vedo al contrario, parti da questa parte qua, parti da così e lasci quindi un po' più di impasto qui, come se lasciassi un piccolo cornicionino piccolo qua al centro, e in realtà tu riduci la possibilità di rompere l'impasto, perché dov'è che si va a rompere l'impasto? Si va a rompere al centro, perché tu parti sempre da qua, quindi lo rendi più sottile, e da qua, qua, qua. Quindi, poi se tu quando sei in fase di stesura ti accorgi che l'impasto è già sottile in alcuni, che poi lo prendi e vedi che magari ci puoi guardare attraverso o vedi una parte più sottile, non andare avanti, non andare oltre, perché lo bucherai sicuramente. Che cosa puoi fare? Prendi l'impasto, lo rimetti sul tavolo da lavoro e lì dove vedi che c'è una parte più sottile, alzi una parte dell'impasto che sta a fianco, che è più spesso, lo metti sopra, fai tipo ciappetta, insomma, prendi, metti su e schiacci. Si fa così, non puoi fare altrimenti lo buchi. Quindi occhio alle parti che vedi più deboli. Antonio, la rana, metodo di cottura più efficace, economico. Consiglio di comprare un'Unicoda. Esistono anche altri più economici. Più economico dell'Unicoda, penso che c'è soltanto il forno autocostruito con il barile e i mattoni, credo. Immagino. In verità a volte faccio pure di 24 ore, ragazzi. Non, alla fine ho provato tutto, e non ho problemi, soprattutto col metodo combo. Col metodo combo, tanto utilizzando la scodella per stendere,
io non la uso la scodella, però parlo in via generale, e cominciando a cuocere poi il panetto una volta steso direttamente sulla padella, non è un problema, e comunque cresce bene. Ovviamente è un impasto più rilassato, però questo risolve il problema di chi ha difficoltà a stendere il panetto e dice: "Ah, il panetto mi torna indietro". Quindi è bilanciato in realtà per venire incontro a queste esigenze proprio di chi inizia. Poi ovviamente se vuoi un prodotto superiore puoi farlo, insomma, 6 ore prima, 8 ore prima, poi sta a te. Però non è un'eresia farlo 12 ore prima o anche 24 ore, secondo me. Voglio dire, l'appretto 24 ore prima lo fa chi fa l'impasto e lo mette in frigo, per esempio, in alcune pizzerie, molte pizzerie fanno così. Quindi è ovvio che stando in frigo non si spiattella. Ah, ragazzi, era successo qualcosa per un attimo. Era andata via, spero mi abbiate sentito. Ehm, ehm, Vado avanti velocemente, ragazzi. Allora, comunque oggi sia il brutto, il buono e il cattivo in live. Vabbè, è normale. È che fanno? Loro vanno in live e non vado in live pure io. No, 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 no. Ehm, Pietro dice: si è sgretolata la maglia glutinica ed i legami tiolici non erano ben ossidati. Ehm, Quanti panetti escono con 1 chilo? In realtà al 70%. Beh, fatti il conto, se prendi una bella calcolatrice, qua. Ah, il conto è semplice, cioè, fai 1 chilo più, quanto hai detto, 70%, abbiamo ovviamente 1700, abbiamo 1700 grammi, e vuoi mettere, facciamo più 50 di sale, più fai 50 grammi di lievito madre, hai 1800. Ma 1800 se lo fai diviso panetti da 260 hai 6 panetti,9, diciamo fai 7 panetti più o meno da 255 grammi. Questo è il calcolo proprio della serva. Era questa la domanda. La farina Caputo classica va bene per fare una pizza col metodo combo? Se usi il frigo, sì. Se uso il metodo essiccato, non lo so, ragazzi, ho sempre avuto difficoltà, come dicevo anche prima. Sono nella Antonio, Repubblica d'Irlanda, sono a Dublino, non in Irlanda del Nord. Ho vissuto in Inghilterra, ma più di un decennio fa, porca miseria, nel 2001, un ventennio fa. Eh, eh, il rapporto grammo secco equivale circa 2 di 1 grammo di secco a 2 di secco. Dici 1 grammo di secco di lievito di birra verso, cioè, rispetto a 1 grammo vabbè, non m'avete capito, non mi ho capito manco io. Ho il forno a gas, il grill non si regola, come lo uso per la pizza? Ragazzi, il forno a gas è un po' un problema, è un po' come chi ha invece i fornelli a induzione. Un problema che non ho ancora risolto, perché comunque il calore venendo da sotto si perde l'essenza del metodo combo. In tal senso, forse la cosa migliore sarebbe utilizzare il cannello, se volete quel tipo di pizza. Quindi siete voi che con la fiamma. Quindi cuoci la pizza direttamente sulla padella e mentre cuoce sulla padella la spennelli con il cannello e la cuoci in questo modo. Quello amato in genere essiccato non ha nessuna attività fermentativa, quindi è soltanto per il sapore. Perciò mettono anche il lievito di birra essiccato. Quindi confermi quella che era una mia sensazione che non serve a niente. Grazie infinite per le bellissime parole che hai avuto per me. Grazie a te, Susi, ci mancherebbe altro. Hai fatto un percorso che davvero è stato grandioso.
la passione, la voglia di sperimentare, mettersi in gioco, hai fatto tutto da solo, insomma, hai seguito, vedi, e questa è la soddisfazione più grande. L'Italia è il paese più bello del mondo. E Dario, è un bel paese l'Italia, però devi girare il mondo per poter dire che l'Italia è il più bel paese del mondo. Devi conoscere il mondo. E se poi conosci il mondo, apprezzi, ovviamente più conosci il mondo e più puoi apprezzare il posto al quale vivi. L'Italia ha una diversità in termini di cultura, geografia, di storia, insomma ogni regione ha dei piatti diversi, lingua diversa, architettura diversa, cultura diversa, ma anche nelle stesse regioni tra città e città. Questo non esiste forse in Europa una roba del genere. Immagino che in Cina sia così, data la dimensione del paese. Però, voglio dire, c'è tanto concentrato in un posto così piccolo, però secondo me c'è da apprezzare anche gli altri paesi. Questo lo dico con cognizione di causa. Sicuramente in Irlanda non c'è lo stesso numero di musei che c'è in Italia, per dire, però non ne puoi fare una colpa. Però io qua trovo una qualità della vita che si addice di più a quello che è il mio stile. Adesso non sto dicendo che la qualità della vita è migliore, però per quello che mi aspetto, per quello che voglio fare, è molto meglio. Per me. Cosa posso fare se con la ricetta del lievito madre sopra si è formata una patina liquida acidissima? Si può mettere del miele? Patina liquida, levala subito, levala subito. Levala subito e devi far scendere l'idratazione immediatamente. Filippo, così, fai sempre 80 grammi di acqua, fai 140 grammi di farina e fai intorno ai 240 grammi di lievito madre. Prosegui così per qualche rinfresco, come al solito, e vedi che lo sistemi. Per ora lascia stare il miele, lo lascerei ancora fuori dal discorso. Poi, se vedi che va peggio, allora proverei magari a fare il bagnetto oppure utilizzare il miele come soluzione. Buonanotte, Marco. Rossella è come benzina alla nuvola, non aggiungo altro. Mega coupon su Telegram, bellissimo il nome. Ho a disposizione una farina a barilla per pizza e vorrei fare un impasto 24 ore. Frigo. Vai di frigo, vai di frigo. Ciao Polly, mi dispiace, però ho risposto a un sacco di domande, sto parlando ininterrottamente da 1 ora e 47 minuti per rispondere a tutti, ma ce l'ho quasi fatta, almeno credo, no, sono con un sacco di domande, sto morendo dal sonno. Facciamo una cosa, ancora un quarto d'ora di diretta e cerco di andare proprio veloce. Grande Gigio, una live a quest'ora non apprezzo, grande Luis. Tonio, ti ho risposto, più sodi. Non lo so con la biga, ma sicuramente è una questione relativa all'appretto, secondo me, come la vedo io. Se fai l'appretto 20.000 ore prima, si spiattellano. Se lo fai 6 ore prima, forse ti sei perso la mia risposta. Questo sostanzialmente. Vediamo. Qual è la tua classifica delle pizzerie da provare, Napoli e provincia? Questo è un argomento lungo da affrontare proprio in un video. A parte c'è un video in cui parlo delle pizzerie che ho provato rispetto a quella che è la classifica top 50, eccetera, eccetera. Alcune pizzerie si mi trovo con quella classifica e le altre sono rimaste fuori. Però ecco, adesso diciamo, mi piange un po' il cuore perché diciamo, questa situazione che stiamo vivendo, provare mo le pizzerie, insomma, è diverso dal come era prima. Però adesso se mi metto a fare l'elenco delle pizzerie che adoro, non finiamo più. Quindi corro. Susi va in nanna.
per dei panetti più sodi usa una buona impastatrice veloce e performante. Ma attenzione Pietro, lui parla di panetti, non parla di impasto in sé, perché se il punto è questo, è l'impasto che non è sodo, è l'impasto che non è liscio, non è compatto. Lui parla di panetti, quindi secondo me è quello che succede dopo lo staglio, mio modesto parere. Che temperatura? Gigi, devi insegnarmi a usare StreamYard. Sì, ragazzi, facciamo una sessione, condivido lo schermo e vi spiego come fare. Allora, Tonio, qua mi state rispondendo tra di voi, vabbè, perfetto. Quindi, insomma, non avevo risposto bene alla domanda, però tu mi hai fatto la stessa domanda un sacco di volte, Tonio, e non ci siamo capiti. Allora, Tonio 23 gradi, si scende su 18, lievito, ok. Vabbè, Pietro è un grande. Pietro con fiore cedimento del glutine. Ok. Ciao signor Gigio. Signor Gigio, ti volevo ringraziare tantissimo per il tuo metodo combo, gran figurone con tutta la famiglia. Grazie, grazie. Grazie a te, signor Marcus. L'ho detto che qui abbiamo il track completo, vengo giusto alla live di Vincenzo. Io ho detto, oh, Vincenzo, tu hai fatto la live, non esiste che tu faccia una live e che non la faccia pure io, e non esiste proprio. O si va tutti insieme o niente. Lievito di birra secco, comunque impasto senza gas, ma ho provato stamattina ad attivarlo come fai tu, 1 grammo di lievito, 0,5 zucchero, 1,5 tiepido, ho schiumato tutto, ok. Mi accingevo a comprare, ciao Luigi, il forno Nicoda e mi sono imbattuto nelle varie pressioni del gas. Non lo so, perché vivendo qua in Irlanda ho comprato la 37 millibar e va bene per le bombole che stanno qua. Per l'Italia sta cosa non mi è chiara. Però loro ti possono aiutare. Puoi mandare benissimo una mail, quelli di Uni, e ti rispondono e ti dicono. Allora, andiamo avanti. Conosci il lievito Fermipan? Lievito disidratato. Con la bilancia sono riuscito a pesare a 0. Non lo conosco, forse lo conosco. No, adesso ho paura di toccare lo schermo, che magari si apre una tab di... No, vediamo se riesco a fare così. Fermi. Ho capito. Non l'ho mai usato, però il logo me lo ricordo, però non ti posso dare un parere basandomi sul logo, scusami, non sarebbe corretto. Vabbè, Pietro ormai sta parlando con Tonio, quindi Pietro mi sta supportando, grazie Pietro, ti stai gestendo Tonio. Ok, quando un video col fornetto, ragazzi, non ce l'ho il fornetto in Lillo, no, per ora non compro fornetti, non compro perché sennò mi cacciano di casa. Segue da precedenti, pensi una palestra, ok, andiamo avanti. Quindi, vabbè, volevi sapere, tu fai biga, quindi volevi sapere se la biga, ragazzi, dobbiamo fare un discorso a parte per la biga, però ho detto che non avendola fatta non voglio dire sciocchezze. Ciao mitico, ciao mitico. Come congeli i panetti? Non li congelo, però quando li congelavo dopo lievitati. Sì, è vero, ragazzi, è una cosa impossibile. Secondo me domani mattina alle 6 sto ancora qua, due occhiaie così. Allora, ciao Antonio. Allora, leggo, e leggo i commenti di 3 ore prima. Dove devo chiuderla sta diretta. Sono 2 ore. Allora, salto di sicuro non perché non mi voglia leggere, ma per me ve la siete vista tra di voi, Pietro e Tonio. Quindi vi lascio la vostra chat privata e vado, spero, velocemente. Allora, Tony Fabis cerca... Ok.
Sì, Tonio, scusami tu perché poi non avendo visto questo tuo messaggio qua, ok, tutto a posto, non ti preoccupare, ci siamo chiariti. Sono tutte performanti le farine moderne, certo. Polish e Biga, vi ho detto, sono curioso relativamente alla Biga, però sono dubbioso per le tempistiche. Allora, lo lascio fuori avvolto, sì, quando faccio fare i vari riposi, lascio una tovaglietta umida, non bagnata, insomma, non ci deve essere acqua, per non far seccare la parte superiore. Gigio, sto per dire a tutti di non continuare a vedere te, ma a vedere me sul mio canale, no? È vero, ovviamente, sto scrivendo solo per salutarti. Saluti mia nonna, per favore. Signora nonna di malati di pizza, diciamo, penso che sia, non so se è giusto definirla così. Signora nonna, io devo darvi del voi pure io, perché è una cosa che adoro, mi riporta ai miei luoghi nativi, o nativi. Saluti da Gigio, dall'Irlanda, e io voglio capire quando se la leva la coppola, Antonio. Antonio, ti devi levare sto cappello. Tu sei acquisti uno bello guaglione, i capelli si devono vedere. L'ha detto tua nonna, non è possibile, levati quel cappello, non puoi rimanere col cappello così. Sono pre-impasti, ragazzi, che utilizzate poi per fare l'impasto finale, rispetto al diretto che invece mettete il lievito direttamente e fate lievitare l'impasto. Ok, vado avanti, salto questi che sono i ragazzi che si stanno parlando tra di loro. Consigli cambiare pietra dei biscotti Casapulla. Ragazzi, allora, il biscotto è una roba fantastica, però, su questi forni tipo il Coda, in realtà devi andare sempre al massimo per riscaldare la pietra, perché la pietra, cioè il biscotto, è ottimo per non bruciare le pizze, ma al tempo stesso necessita di un grande calore per arrivare in temperatura e disperde calore tra una pizza e l'altra. Quindi io per esempio a volte alternavo anche sull'ardore la pietra originale dell'ardore, che è una signora pietra, al biscotto. Per esempio, quando ovviamente devi tenere le temperature più basse se non usi il biscotto, mentre invece al contrario, quando ce l'hai, devi sparare al massimo. Sei grande, grande. Comunque grazie, no, grazie. Comunque sto spammando un sacco, volevo chiederti se cortesemente bloccavi quello scostumato di Vincenzo Vi Scusi. Oh, ha detto una mezza cosa, ma me lo blocco, Antonio, dai, lo blocco subito a Vincenzo. Ma ci vuole, quanta confidenza. Gigio li vede già in frigo e devi mettere nella parte più bassa del frigorifero dove tieni le verdure, perché lì dovresti essere intorno ai 4 gradi, quindi lì dovrebbe fermarsi la lievitazione. Uso il tuo impasto a 48 ore molto soffice. Sì, Daniele, congelo dopo che sono stati fuori, certo, così quando li scongeli il tempo di tornare a temperatura ambiente, più o meno, che sono diciamo gestibili per la stesura, puoi stenderli e poi cuocerli. Ok, taglio proprio il blocco intero di discorso tra Pietro e Tonio perché stanno parlando tra di loro. Sì, il re dei cazzari, è chiaro, sono conosciuto come tale, è ovvio. Io mi illanto, in realtà. L'audio è proprio bello e bello corposo, la qualità del video superiore molto rispetto alle ultime volte. E sto StreamYard, ragazzi, non ci sono proprio cavoli. Vabbè, l'audio sto utilizzando il microfono, quello esterno, e poi sto usando la telecamerina piccolina collegata a StreamYard e va una bellezza, anziché usare l'app di YouTube, che diciamolo, non è so granché. Quindi quando sto seduto qua, alla mia scrivania va benissimo. Quando faccio le live lì non posso portarmi il computer alla scrivania e quindi devo usare l'app di YouTube.
quindi si vede la differenza. Qui Antonio, ma l'F1 può essere utilizzato come qualunque altro forno? Non lo so, ragazzi, non ho esperienza in merito. So di qualcuno che ci ha fatto altro. Chiaramente la camera non è altissima e quindi si è limitato dall'altezza, quindi devi considerare questo. Ovviamente se fai delle robe, lo fai in teglia, non avrei idea di cosa farci. Nei forni miei, che ne so, faccio verdure, quando mangiavo carne magari facevo la carne nella padella, però quella in ferro, smaltata. Cosa ne pensi dei forni che vanno sopra il barbecue? Ragazzi, dipende sempre da che cosa avete in mente. Insomma, se volete fare una pizza croccantina, una scrocchiarella romana, va bene. Se volete fare la napoletana, no, perché insomma il calore viene da sotto e quindi venendo da sotto la base si cuoce, si indurisce, diventa croccante e la parte superiore non cuoce bene. Per cuocerla bene, anche soltanto dal punto di vista estetico, ci vuole più tempo. Quindi poi può piacere, non può piacere, ma non viene quel tipo di pizza che magari ci aspettiamo, simil napoletana. Quindi è come quei forni che pure sono belli, quelli che sono alimentati da sotto, che tu metti la legna sotto, si riscalda e ho provato a fare tipo napoletane, ma davvero è difficile. Devi utilizzare il calore che si irradia, quindi spostare la pizza in alto con la pala, cosa che non puoi fare con quella in barbecue. Però se c'è il barbecue, vuoi spendere questi soldi e vuoi fare una roba simpatica, cioè, ci può stare. Aumentando l'idratazione, la pizza cotta in forno viene più morbida. Viene più morbida, sì, però necessita anche di una cottura più lunga. Questo è importante a dirlo, perché se poi rimani su un tempo basso, la pizza rimane più cruda. Come vi dicevo, la pizza napoletana è sempre lì sul filo tra sono appena cotto e sono abbastanza cruda. Cioè, questa è la pizza napoletana. Gianmarco, buonanotte, è stato un piacere. Michele, non so, ti si è tagliato il commento, non so a chi tu ti riferisca. Il maestro Pepe, qua si fermano gli orologi quando dite soltanto maestro Pe, io non faccio manco finire e mi sto zitto. L'idratazione utilizza se l'ha rivelato e in generale pizzeria a Napoli di idratazione utilizza. No, ragazzi, non esiste in generale. E c'è proprio una ricerca fatta da Antonio in tal senso in un suo video. Antonio, se ci sei, batti un colpo, forse che era intorno al 70% dai tuoi calcoli, però non c'è in realtà una notizia certa. Questo quei segreti, tra virgolette, che si tengono stretti. A Napoli un Michele, per esempio, faceva un'idratazione bassa, intorno al 63, se non di meno, vanno a occhio, almeno dai video fatti. L'Italia squisita è quello che si capisce, perché partono addirittura da un 58% e poi si capisce che il maestro pizzaiolo va a occhio a mettere l'acqua, quindi si suppone che sia intorno al 63%. Poi ci sta chi la fa molto idratata, chi la fa meno idratata. Per esempio c'è Porzio che forse la fa molto idratata, almeno quella è la sensazione quando la si mangia. Poi dipende, chi non la fa molto idratata magari utilizza ancora grassi animali per tenere la pizza morbida. C'è anche da considerare questa cosa, perché la moda dell'idratazione è, diciamo, è successiva soltanto alla tradizione dei grassi animali nella pizza, che comunque a Napoli si sono sempre usati. Che adesso, diciamo, sta forse scomparendo, credo, immagino. Allora, mio Dio, 2 ore di diretta e fu così che parlò fino alle 6 del mattino per rispondere a tutte le domande. Ho visto il kettle pizza accessorio per barbecue
Pizza, ci fai una recensione? Io non ho il barbecue, ragazzi, ed è strano perché qua in Irlanda è una roba il barbecue, io non ce l'ho. C'ho i forni per la pizza, ma non c'ho il barbecue. Ok. Pietro, io ti ringrazio per l'assistenza che stai dando a Tonio, così io posso smarcarmi e concentrarmi sulle tante domande che ci sono. Grazie mille, grazie Tonio per la pazienza. Vedete, anche questo è il bello questo è il bello di avere un canale dove le persone si concentrano, stanno tutte lì e magari si rispondono tra di loro e iniziano queste conversazioni, queste amicizie. Fantastico. Allora, perché oltre a Viscosi di pizza non fai live inserendo anche quel signore il canale di pizza fatto in casa? Ah, Sergio Mura. E con Sergio stavamo parlando di una roba del genere, non l'abbiamo mai concretizzata, però ci stimiamo tantissimo ed è qualcosa che probabilmente potremmo fare in futuro. Ovviamente non esiste ancora, però a me piacerebbe magari fare una sua ricetta, sarebbe simpatica come cosa. O magari gli facciamo fare una challenge anche a Sergio, non lo so. Vediamo. Ciao Gigio, ti ringrazio tantissimo perché seguendo i tuoi video ho fatto delle ottime pizze. Continua così, ti seguo sempre, sei il migliore. Grazie mille, ragazzi, grazie mille. Grazie mille. Farine magica, Manitoba, proteine 15, 24 ore di lievitazione. Alla faccia, no, è pure tanto per 24 ore. Le farine magiche sono dei blend di farina. E sono magiche, nel senso che non sono soltanto farine, basta. Però 15 grammi di proteine per 24 ore sono tante, specie poi nella fase di stesura potresti avere qualche problemino, tipo che torni indietro. Come pulisco la refrattaria? Forno domestico, metodo combo, e devi lasciarla tanto tempo sotto al grill, però è difficile. La refrattaria non la pulisci se non hai davvero quel calore e non puoi fare la pirolisi, quindi te la tieni sporca, ma non è un problema, insomma. Io ho provato a pulirla sul fuoco, si pulisce, ma non lo fate perché chiaramente non regge il calore e si spacca, quindi vi prego, non lo fate, non fate come me, salvate le vostre pietre refrattarie da morte sicura, che poi si possono sempre usare anche da rotte. Io, anzi, quella che si è rotta la utilizzo benissimo nelle teglie grandi per fare il pane, però insomma non lo fate perché veramente poi vi piange il cuore, che quando si spezzano proprio, è peccato. Ragazzi, salto le dosi perché non sono più in grado di connettere, quindi siete 86, devo correre, devo recuperare, allora vado come un treno. Questo è Pietro che ancora parla con Tonio. Grazie Gigi, volete dritto, sto diventando metodo combo e sforna tutto, ordinate il coda, piccolino, biscotto saputo, non vedo l'ora di provarlo. Bravo Rocco figliuolo, è la battuta che ti faranno sempre, bravo figliuolo. Forni sopra barbecue, vi ho appena dato il mio parere. Hai comprato troppi forni, qualcuno te lo vendi? Sì, ma non ci vado alle poste a spedirlo. No, non ne vendo, devo fare ancora un poco di video. Impasto integrale, ragazzi, 30%, 30% non di più, vuol dire, non so ne a dirlo, il maestro Coccia. E quando parla il maestro Coccia, ci togliamo il cappello. Consigli, devi lavorare velocemente, devi usare i polpastrelli, devi usare l'acqua fredda, devi usare tante pause per far rilassare il panetto e farlo un attimo fare un po' più consistente. Insomma, questi sono gli accorgimenti. È difficile, è di difficile lavorazione, ragazzi, soprattutto se usi delle farine che non tanto reggono l'assorbimento. Buonanotte Roberto. Pietro, Tonio. Ragazzi, comunque, per coloro che sono rimasti qui e che hanno avuto la pazienza di seguirmi 2 ore e 8 minuti, vi ricordo che c'è il mio canale Telegram,
mi trovate su Telegram come Gigio Pizza oppure t.me / Gigio Pizza, e dal canale Telegram poi potete passare al gruppo Telegram, che è il gruppo in cui tanti appassionati di pizza come voi si scambiano pareri, si scambiano opinioni, parlano tutti i giorni di pizza, si scambiano ricette. È davvero un posto bello in cui nel quale scambiarsi opinioni, imparare dagli altri. Diciamo, io entro ogni tanto quando mi chiamano in causa, ma non sempre. Ma insomma è un posto abbastanza autogestito, quindi vi consiglio di cercarmi su Telegram e da lì poi potete saltare nel gruppo. Vado avanti ancora con le domande, forse ci sono poche. Come siamo messi a like? Che non li vedo. Ragazzi, mandate bei like, forza, vi devo pregare per mettermi like, dai. Sto qua da 2 ore, ma pure voi che siete pazienti, mettetemi un bel like. E chi non mi conosce può anche iscriversi al canale, cliccare sulla campanella, tutte le notifiche. Guarda, non lo so. Certe persone davvero non mi fa dire niente, non mi fa dire niente, guarda. Sai che ci sono persone che magari con l'odio, ecco, riescono ad ottenere più consenso, non lo so. Dividi e conquista. Magari è questo, non lo so sinceramente, non mi spiego tutto questo odio, anche perché siamo 2 target diversi, insomma, non lo so. Che vi devo dire? Non lo so. Tecnica del freddo. Come la situazione Covid lì è, diciamo, non come in Italia, sicuramente misura inferiore, ma perché in realtà qui siamo in 5 milioni, quindi siamo più piccoli della Lombardia, però con spazi più grandi, meno densamente popolati, quindi fortunatamente la situazione è più gestibile, diciamo. I decessi sono sicuramente inferiori, ma di tanto, fortunatamente. Meno male, Tonio e Pietro si sono scambiati queste cose qua e hanno risolto. No, credo che debba essere di più. Adesso a memoria non riesco a dirvi niente, sono in pratica il cervello sta friggendo, però no, di più. Ci vuole di più di lievito. Differenze fondamentali tra impasto pizza tonda e pizza in teglia. Se la pizza in teglia la fai fondamentalmente in frigo, può esserci sicuramente la quantità di lievito che è superiore, può essere anche il doppio rispetto a parità di ore, rispetto a una pizza al piatto tonda napoletana. Differenze fondamentali rispetto a quelli che sono i disciplinari: ci può andare l'olio in quelle in teglia, mentre invece per la napoletana non raccomandano l'olio, insomma, la ricetta base. Poi la differenza sta nella cottura, quindi mentre la napoletana ha una cottura più veloce, tanto veloce, insomma, di 60-90 secondi, poco più, mentre invece ha una temperatura altissima, quindi la botta di calore. Invece la pizza in teglia è una pizza che si cuoce nel forno elettrico, quindi tra 250 e 300 gradi centigradi, e quindi ha una cottura che può variare tra i 15 e i 20 minuti. Quindi questa fa la sostanziale differenza del prodotto, non tanto nella lavorazione, specialmente quando poi si fanno impasti per la napoletana ad alta idratazione. Insomma, la differenza è davvero minima. Forse nell'impasto della teglia
ci va, no, forse ci va sicuramente meno sale rispetto ai 50 grammi di sale per litro della napoletana. In quella per teglia ci va, che ne so, il 2,5% di sale. Queste, diciamo, sono le differenze sostanziali. Ma adesso comincio a temere di dire più sciocchezze del solito, perché mezzanotte e 23. Ma ci siamo ragazzi, sto riuscendo a colmare il gap. Ho fatto l'impasto per tutta la famiglia, 24 ore, idratazione, otto combo, perfetto davvero. Grazie mille per i tuoi insegnamenti, grazie a te Antonello per essere stato paziente e averci provato, perché non è da tutti ragazzi, stare dietro a un video che dura 15 minuti, 20 minuti, di un perfetto sconosciuto, e dare fiducia è davvero un atto d'amore, quindi io vi ringrazio per questa cosa. Tony in intimità con te. Provato a fare l'impasto. Continuo la prossima. Barriere magiche 2,60. 2,60, 70%. E come ha retto? Sono curioso. La lievitazione 20 ore. Se solo l'impasto era molto rilassato e si stendeva pressoché da solo, non era per niente elastico. Come mai? Cioè, fammi capire, era molto rilassato, ma si rompeva pure. Cuocendo in forno unicoda consigli di mettere sempre olio nell'impasto. No, 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 no. Per i forni col fuoco diretto, no, 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 lasciate stare. Anche perché se mettete lo zucchero, fate peggio. No, lasciate stare, non c'è bisogno. In realtà lo zucchero e l'olio, io sostanzialmente lo consiglio per le cotture casalinghe nel forno domestico, ma per quei forni lì, no, lasciate stare. Io però non intendo il barbecue, intendo quei fornetti che si poggiano sul barbecue, che hanno sia platea che cielo fatta con refrattari. Sì, ma il problema è sempre quello, Peppe. La fonte di calore sta sotto, quindi si irraggia. Non è una fonte di calore che sta nel banchetto, diciamo, in questo cassettino. Questo è il problema. Quindi, andando per induzione, non ha il fuoco diretto e non può mai venire come una pizza normale. E soprattutto non avendola dall'alto non può cuocere il centro della pizza e gli ingredienti come un forno elettrico perlomeno, non ti parlo di un forno a legna. Quindi questa è la differenza sostanziale. Quindi viene per forza croccante, quando finisci di cuocerla è croccante. Allora, magiche, ok, la conosco, queste in realtà farine magiche per pizza sono del Molino Loconte, che mi sembra sia un molino, può essere di Avellino, se non sbaglio. Ragazzi, dipende da come lo cuocete, per dire, dipende da come volete voi la pizza, non esiste secondo me la migliore idratazione. Quindi se volete fare una pizza molto morbida, un bel cornicione alveolato, chiaramente dovete spingervi su, non è che dovete, potete spingervi su idratazioni più alte, però se cuocete nel forno di casa, chiaramente dovete trovare un compromesso, perché poi se vi spingete troppo in là è più difficile asciugare diciamo, l'idratazione. A quel punto poi dovete diminuire la pezzatura dei panetti ed è questo il motivo per cui la pezzatura dei panetti che consiglio è intorno ai 220, come per il fornetto Ferrari. Più grande fate, il panetto più tempo impiega a cuocere e quindi poi andate oltre i 100 secondi, che sono insomma l'optimum per la cottura nel forno di casa. 12 ore in passo al 50%, viene croccantino, penso. Immagino. Vediamo, è quasi finito. Tempi di maturazione per farina caputo pizzette renale 27 gradi ISO 65. Quella blu. Mamma mia, sta temperatura qua, ragazzi. Mamma mia, 6 ore. 6 ore, non andate oltre. 6-7 ore, va.
La tua voce mi aiuterà a dormire. Stanotte sogno le pizze. Pizza, 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 pizza. Ecco, il siparietto dell'entertainment ci vuole sempre, ragazzi, per tirare un po' sul morale. Ok. Anto, buonanotte a te. A te e alla nonna, sempre. Non so i grammi di proteine, so che una forza è 2,60. Ho usato il lievito di birra e l'impastatrice. 2,60 è comunque così così, insomma, ci puoi fare 18 ore. Poi dipende. E poi Christian, perdonami, ho perso il filo. Ho visto che mi hai scritto tante volte, però adesso ho perso il filo. Sto per, non lo so, mezzanotte e 28. John, grazie mille per i tuoi insegnamenti. Dovresti fare un video che ci insegna a impastare. Certo, ce ne sono già un po' di video in cui vi mostro come impastare tutti i passaggi. Nello specifico c'è qualche cosa in particolare che vorresti vedere? Alla fine ce l'hai fatta recuperarci, sì, ce l'ho fatta, cavoli. La domanda me la consiglio alla prossima diretta. Buonanotte, buonanotte a te, Rosario. Ancora live, wow, Pietro, sto rispondendo a tutte le domande per farmi perdonare, ragazzi. Ciao. Tanto da scrivere, vabbè, Pietro, così, i cornetti rotondi, i fornetti rotondi, sì, li ritengo validi, soprattutto se modificati, però attenzione se li modificate. Le 48 ore l'ho rischiate anche con la pizzeria, mettendo pochissimo lievito e aggiungendo un cucchiaino di zucchero, ovviamente perché non avevo altre farine, ma è andata bene. Meno male, ma 48 ore non a temperatura ambiente, in frigo suppongo. E poi facendo fare 6 ore fuori dal frigo, immagino, Mario D. Come posso capire il dosaggio farina acqua da usare in base alla grandezza della mia teglia? Ragazzi, considerate che in una teglia 30x40 ci va fino a 600 grammi, diciamo, l'optimum sarebbe un panetto da 600 grammi. Quindi dai 600 grammi poi diciamo, trai le tue conclusioni rispetto alla quantità. Diciamo che in generale se fai un chilo di, mamma mia, sto andando a memoria ragazzi, se fate un chilo di farina, 750 grammi di acqua, puoi fare più o meno 3 teglie, sempre 3,18, sì, puoi fare 3 teglie da 600 grammi. Spero di aver risposto alla tua domanda. Teglie da 30x40. Sì, deve stare allora, o lasci lo sportello aperto, oppure lasci lo sportello aperto con grill ventilato, se c'è il grill ventilato. Questo dovrebbe, oppure non metti mai al massimo, metti tra la penultima tacchetta e l'ultima tacchetta, e quando in cottura si spegne, tu giri, lui si riaccende e quindi si riaccende il grill fino alla fine della cottura. Questo è il trucco che vi consiglio di fare, di usare. Hai mai mangiato una pizza e hai messo civitiello? Se sì, come ti sembra? No, non l'ho mai provato, ragazzi, perché lui lavora Rosso Pomodoro, mi sembra. Forse sta a Milano? Non lo so. Non sono un grande fan di Rosso Pomodoro come in generale. Sono andato in alcuni che comunque sono diversi, diciamo. Ci sono alcuni dove la pizza viene meglio, la fanno meglio, altri in cui, beh, ovvio, perché insomma, non è che essendo una catena le pizze devono essere uguali dappertutto, e quelli in cui sono andato anni e anni fa non mi avevano soddisfatto. Nello specifico ero stato Rosso Pomodoro a Milano, quello che sta alla Bicocca, mi pare, e un altro per in centro. Però non sarebbe giusto generalizzare. Comunque non l'ho provata e mi piacerebbe provarla, mi piacerebbe stringere la mano al maestro Civitiello. Sì, la risposta è sì. Ok, ci siamo. Grazie Giosol, grazie. Mi scuso ancora per l'altra diretta in cui non sono riuscito a rispondere. Ok, allora mettiamoci d'accordo. Antonio, purtroppo non le trovo qua. Sono in Irlanda e trovo 2 tipi di farine. Queste mi piacerebbe. Avevo in programma di portarmene un po' dall'Italia, ma è saltato tutto, quindi
purtroppo. Ci siamo quasi. Marta, il tuo pane senza lievito non mi è venuto, come mai? E qua, ecco, entriamo, abbiamo un'altra mezz'ora e finiamo alle 2. Il pane senza lievito non ti è venuto. Non ti è venuto, ci possono essere sostanzialmente due ragioni fondamentali. Una può essere nella farina, del tipo di farina che ho utilizzato, per una serie di ragioni legate comunque al metodo di conservazione della farina, a quello che c'è nella farina stessa, ai batteri sostanzialmente. E l'altra ragione può essere il fatto che magari dove tu hai fatto il pane, magari non hai fatto delle pizze in precedenza o non hai fatto il pane in precedenza, perché questo metodo si basa sulla presunzione che nella tua area di lavoro, quindi la cucina, tu abbia in precedenza già fatto cose del genere, ma non il giorno prima, anche una settimana prima, anche 10 giorni prima, anche un mese prima, perché comunque i lieviti rimangono nell'aria. E quindi questo metodo, insomma, fa questo, insomma, cattura quelli che già sono presenti lì e quelli che sono naturalmente presenti nella farina, e quindi si basa su questa presunzione, da questo assunto, anzi, ma che poi non è manco un assunto, insomma è una presunzione, perché comunque presumo che ci sia questa cosa qua. E questo spiega il motivo fondamentale per cui ad alcune persone riesce e ad altre no. Avevo fatto proprio un sondaggio sul mio canale e forse riesce al 40% delle persone. Poi bisogna vedere anche come è stato fatto, se davvero tutti i passaggi sono stati rispettati, se magari il panetto è rimasto umido, perché quando rimane troppo umido di sicuro non succede niente, deve essere più secco, quindi magari diminuendo l'idratazione può aiutare, però anche qua è basato sull'osservazione, ragazzi, perché non ho un laboratorio in grado di controllarmi proprio nello specifico tutti i fattori che sono dietro a questo tipo di lievitazione. Spero di aver risposto, Marta. No, ma che maestro, Mario, Gigio, KitchenAid in offerta su €1 e una Electrolux su Amazon, entrambe a trazione diretta. Non conosco la Electrolux, conosco come brand, come marchio, KitchenAid, e non lo so, KitchenAid come wattaggio è superiore all'Electrolux, sono uguali, cioè basati su questo. Poi KitchenAid è sicuramente una garanzia. Questo Electrolux pure è bello solido, è di metallo, pure questo è un altro fattore da verificare. Matteo, Gigio, ciao, non mi rispondi, mi salti sempre, puoi dirmi quanto lievito madre disidratato metto nel tuo impasto? No, ragazzi, come dicevamo prima e come diceva anche forse Pietro, il lievito disidratato non ha capacità fermentative, quindi in realtà a meno che non sia il tuo lievito madre che tu hai disidratato e che hai riattivato, lo puoi fare quando per esempio andate in vacanze in estate, potete disidratarlo e poi riattivarlo quando tornate per non ucciderlo sostanzialmente, ma quello che comprate al supermercato in realtà è un mix tra lievito di birra normale e lievito secco madre disidratato, che serve sostanzialmente a dare il sapore, ma per dire è così poco che infatti io non mi sono mai trovato bene con questo lievito qua, e Pietro ci ha detto il motivo. Credo fosse Pietro o una delle persone più attive stasera. Matteo, spero, non ti ho dato una risposta certa, ma non posso dirti le cose che non so, e quindi mi dispiace, però io personalmente non lo uso perché mi sono trovato sempre male. Antonio? Quindi lui sta a Napoli, non sta a Milano. E ragazzi, quando tornerò a Napoli mi faccio un giro, sono molto curioso, lo vado a trovare. Così potrà dire quando poveretto avevano accusato di aver copiato il video, poverino.
Mamma mia, che commentacci avevano messo sotto al suo video. Ma io non lo conosco, chi è questo Gigio? Chi è questo Gigio? Poveretto, attaccato da tutti. Ciao Gigio, un consiglio per la pietra refrattaria. Quanto deve essere di spessore? Ho visto misure variano da 1,5 a 3. Certo, più spessa è e più trattiene il calore. Meno spessa è e più rilascia il calore, però al tempo stesso ritorna in temperatura più velocemente. Quindi dipende da che cosa vuoi fare tu. Se vuoi avere un effetto tipo biscotto, il biscotto di Casapulla, biscotto saputo, conviene averla più spessa. Però ci sono i pro e ci sono i contro. Wow, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Sono arrivato all'ultimo commento, non ci posso credere. Allora, eh, Simon Wallen, sei un grande Gigio, ci trasmetti tanta passione e ti meriti tutti i numeri che stai facendo e che farai in futuro. Buonanotte e offri una pizza a Pietro Monte. Pietro, mi contatti su Instagram per favore, se c'hai Instagram, ehm, in qualche modo mi contatti. Ehm, ciao. Comunque ottimo feedback per la pasta di Porto, riesce che è una meraviglia. Me lo so perso, chissà chi ha detto questa cosa. Ah, il mio? No, chi è che ha detto la pasta di... Riesce che è una meraviglia. No. Eh, allora ragazzi, buonanotte Matteo, buonanotte Tonio. No, la pizza se me la mangio, mo, ragazzi, domani mattina penso di non svegliarmi proprio più. No, la rimetto lì nel Museo delle Cere da dove l'ho presa no. Pietro, il lievito secco ha determinate funzioni professionali, poi te lo dico. Grazie Pietro, grazie, sei il mio salvatore. Contattami così mi spieghi sta cosa qua. Ma secondo te serve? Ma non lo so. Su Instagram mi trovi come Gigio Pizza. Quindi, a proposito, Facebook in Pasti in Fuga e su Instagram come Gigio Pizza e su Telegram pure come Gigio Pizza mi trovate. Allora, ragazzi, siamo arrivati dopo 2 ore e mezza alla fine di questo live fiume. Credo che sia il live più lungo della mia vita. Però ve lo dovevo perché ho saltato da un po' questa cosa delle domande e delle risposte. Non faccio pizze fritte perché sono pesanti, perché dovrei fare proprio pizze fritte solo per fare i video. Poi stanno là e mi guardano e fanno mangiami, e che faccio? Poi non me ne mangio e comincio a mangiare le pizze fritte e comincio a mangiare questo, ragazzi. Ho fatto tanto per dimagrire, piglio e poi mi gonfio un'altra volta. Questa è la verità, ragazzi, non vi dico bugie, è che se le faccio me le mangio poi sono pesanti e tutto il resto appresso. Poi se le devo fare, le devo fare per bene. Le pizze fritte ci vorrei mettere almeno una ricotta buona, dei cicoli o ciccioli o come li volete chiamare, e qua non li trovo. La ricotta è così e così. Quindi insomma c'ho anche una penuria di ingredienti. Quindi poi devo arrangiare col prosciutto e mi dispiace fare un video così arrangiato. Però è una cosa che pure questa che devo fare me la chiedete, quindi vi prometto che prima o poi la faccio, promesso, e poi dovrò fare il sacrificio di mangiarla, purtroppo. Ecco. Le montanarine. No, siamo a Dublino, siamo noi 3 in pratica. I miei familiari sono a Napoli. Ogni coda vai di 250, va benissimo, 260, lo gestisce bene. Ragazzi, il gesto prodotti tipici sarebbe bellissimo. Sacrificio. Ragazzi. Allora, ragazzi, quando ho fatto il corso e poi chiudo, perché sennò qua divento come Fidel Castro che faceva i discorsi di 12 ore in Parlamento. Quando ho fatto il corso di pizza, che è durato più di 6 mesi, 3 volte a settimana, credo di aver preso una decina di chili, e perché fai la pizza e che fai? Non la provi, poi mica ne fai soltanto una, ne fai 3, ne fai 4, ne fai 10, e quindi provi quest'altra qua com'è, quest'altra così, e poi provi la mia, buona, poi provi la mia, e un giorno è la pizza, e un giorno è il calzone, e un giorno è la piadina, e un giorno è la pizza in teglia, e un'altra volta, che ne so, la focaccia ligure.
hai scuse per mangiare e in quel modo là sono ingrassato tantissimo e quindi questa è la cosa a cui devo badare perché tendo a ingrassare subito io, quindi se comincio a fare queste cose infrasettimanali è la fine per me. Quindi è questo in realtà che mi frena dal fare le cose, che poi le faccio, le lascio là, se non le mangio io, se le mangia qualcun altro e lievitiamo insieme alle pizze. Questa è la sacrosanta verità. Una lievitazione di 4 ore darà sempre un impasto pesante e compatto. Sì, diciamo che puoi giocartela con le pieghe, però insomma, 4 ore ragazzi, che cosa volete fare in 4 ore? 4 ore è davvero difficile fare qualcosa di qualità, ecco. Mi scotta il canale, povero Gigio, non è detto. Ok, aspettiamo il tuo sito ufficiale. Non ce l'ho, non ce l'ho il sito ufficiale, non so che metterci ragazzi, metto le ricette, cosa metto? Ragazzi, comunque è arrivata davvero l'ora di salutarvi. Domani ci attende il lavoro, ma attende il lavoro e devo essere fresco e tosto per riuscire a parlare un inglese decente che non sia the pen is on the table. Quindi io vi saluto, è stato davvero un piacere. Togliamo questa. Sessione di domande e risposte, scriviamo anche questo. Ciao, allora Gigio Pizza su Instagram e Telegram. E via. E poi aggiungiamo un altro. Ciao e alla prossima. Ciao e alla prossima. Ragazzi, è stato davvero un piacere trascorrere questo. Voi siete un'ora più avanti, quindi voi siete ancora peggio. È stato un piacere, ma anche un dispiacere tenervi qui svegli. Quindi, ragazzi, vi saluto tutti e 55 stoici che siete riusciti ad arrivare fino a questo punto. Ci vedremo sicuramente alla prossima live, conto di farne un po' più spesso e poi magari ci saranno delle sorprese, ci saranno ospiti, a parte spero di fare altre live con Antonio e con Vincenzo, magari invitare anche Sergio, vediamo un po', però più là ci saranno sorprese, cerco di fare più live così da rispondere alle vostre domande o mostrarvi un po' di cose. Niente, ciao alla prossima, ciao e alla prossima ragazzi, bye bye.